sono contento di vedervi qui in sede, sono contento anche che la sede venga utilizzata. Questo è il primo di due corsi di formazione specifici proprio su tecniche e metodologie applicate riguardo alla comunicazione che realizziamo nell'ambito della settimana della comunicazione psicologica. Ho avuto modo di dire più volte che oggi come oggi la comunicazione fa parte di quegli elementi che ci fanno fare veramente un salto di qualità. Non mi stancherò mai di dirlo, noi le nostre cose le sappiamo fare, i risultati li sappiamo portare, e però poi succede che a volte non ci venga riconosciuta questa cosa, a volte la gente non sappia ancora a chi rivolgersi se ha necessità prettamente psicologiche, e quindi da bravo diagnosta, come farebbe uno psicologo o anche un medico, trovato un sintomo e non individuabili altre cause, troviamo nella comunicazione uno dei fattori che ci portano a questa condizione. Siccome non ci piace trovare situazioni che non ci piacciono, che non ci stanno bene e non fare nulla, allora ci diamo da fare. Quindi è benissimo che siete qui. Da oggi come sempre, ma voi in particolare, sentitevi pure investite di una responsabilità che è quella di comunicare in modo efficace la vostra professione e in questo modo dare una mano a tutta la categoria. Ripeto, se tutti noi comunichiamo efficacemente quello che facciamo, facciamo passare il messaggio di quello che siamo, di come siamo utili e del perché le persone dovrebbero venire da noi, implicitamente questo messaggio poi si diffonde. A, diventa esteso alla categoria degli psicologi, B, può essere anche preso come spunto da colleghi, e quindi diventa una cosa che migliora la condizione di tutti noi. Tra l'altro, se il buon nome della psicologia si alza, di contro poi anche il nostro ne viene tirato su, quindi è una spirale ciclica positiva che cerchiamo di attivare. Domani ci sarà il corso sull'utilizzo dei siti internet, e poi il 4 mattina, lì anche qua vi invito caldamente, c'è il convegno con i giornalisti. Questo è più difficile da capire per noi, non dice ma perché devo andare a sentire un giornalista? Con la settimana dell'informazione psicologica siamo riusciti anche tramite il nostro ufficio stampa a far uscire molti pezzi sui media riguardanti la psicologia in generale e i singoli eventi. E lì poi a volte mi arrivavano domande, anche su Facebook sono arrivate domande, ma perché hanno fatto questo titolo? Ma io volevo dire un'altra cosa. Il problema è che bisogna rendersi conto che se si vuole andare sui giornali si accetta il fatto che è il giornalista che scrive, altrimenti scriviamo solo sui social. Quindi ci sono alcuni accorgimenti, alcune tecniche per cui il messaggio va più liscio. La mia domanda, per esempio, la prima domanda a una collega che mi chiedeva mi diceva: ma tu quanto hai parlato? Siamo stati mezz'ora al telefono. Ecco, considerando che il giornalista mediamente ha uno spazio che va da una colonna a 4 colonne, in mezz'ora gli confondi le idee, perché non è un tecnico, il giornalista scrive di tutto. Quindi magari comprimere il messaggio, mi rendo conto che si tratta di semplificare e non bisogna banalizzare, e questo sia sui social, sia sui siti, sia sui giornali. Però esiste anche un problema tecnico di spazio. Se il giornalista quello spazio c'ha, approfondire in maniera incredibile serve solo a confondere e a rischiare di avere un articolo effettivamente che non è quello che vorremmo. Così come scrivere un papiro su Facebook può avere come effetto quello che la gente non lo legge. Allora poi vedremo oggi, poi vedremo domani coi siti, che magari si possono fare dei link. Allora si tratta di fare diversi livelli di comunicazione. Scrivo un libro grande così. Chi vuole va in biblioteca, in libreria, se lo compra, in biblioteca se lo affitta, in internet se lo scarica illegalmente, no, se lo compra sui negozi Online. quelli lì. Io amo la carta, quindi non so nemmeno tanto. Scrivo un libro, da lì poi ci faccio sopra un blog, un sito, i cui estratti vanno sui social e quindi si viralizzano, ci faccio un'intervista e viene fuori un pezzo giornalistico. Se io spero che il pezzo giornalistico sia uguale a quel libro, è un problema. Quindi vedete che tutta la comunicazione diventa un blocco unico che serve a far passare i messaggi. Cerchiamo di capire questa cosa, cerchiamo di
svilupparci, scriviamo anche libri, per carità, anzi, se no stiamo qui a ragionare solo di social network, che sarebbe riduttivo, e poi lavoriamo belli, felici e portiamo tante cose buone ai nostri clienti, pazienti, utenti, che adesso con la storia del counseling bisogna anche avere questa accortezza di non limitarsi a dire pazienti. Questa è una questione di marketing che magari tratterai, ma in realtà ho già trattato sabato scorso, no? I counselor che dicono psicologo uguale psicoterapeuta, cioè loro si contrappongono allo psicoterapeuta ma lo chiamano psicologo. Ma noi non abbiamo pazienti. Vabbè, manco lo psicologo, se non solo lo psicologo fa psicoterapia o ambito clinico c'ha i pazienti, se no anche lui c'ha gli utenti o i clienti. E lì la fregatura, quello è tutto marketing, quindi vedete che ci serve proprio nella vita quotidiana. Quindi, vabbè, vi invito domani e vi invito il 4 venerdì mattina con i giornalisti. E poi lascio la parola adesso a Igor, che ringrazio. Lui ha parlato al nostro convegno primo sulla comunicazione, non era in Italia sabato scorso? No, ero a Roma. Eri a Roma? A Roma. Ok, in Romania quando? In Romania sono la settimana prossima. Roma, Romania, stessa provincia, mi ricordavo, ho fatto confusione, stavi a Roma, è vero. Però si è prestato a questa formazione e quindi non posso fare altro che ringraziarti e poi lascio l'aula nelle tue sapienti mani. Grazie. Grazie Igor. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ringrazio Alessandro De Carlo per l'invito. Il tema di oggi che andremo ad approfondire è la professionalità, la psicologia e l'utilizzo dei social network. Questi sono i 3 temi fondamentali. Ok. Io sono Igor Vitale, sono uno psicologo, mi occupo principalmente di 2 settori, da una parte la psicologia clinica, dall'altra la psicologia del lavoro e nello specifico la formazione. Questo è il nostro programma di oggi. Vediamo che cosa sono i social network, punto primo. Secondo punto è la parte che occuperà forse più spazio, che cosa fare e che cosa non fare con i social network. C'è una regola fondamentale nell'utilizzo della promozione di informazioni su internet. Cosa non fare è chiarissimo, ci sono delle cose che sono sempre da non fare. Cosa fare in realtà è un atto un pochino più creativo, quindi abbiamo tanti modi di lavorare bene su internet e forse il bello è che ognuno può trovare quello che gli piace di più o che trova più utile per il proprio servizio. Infine, una volta che ho capito cosa fare e cosa non fare, se volessimo semplificare la mia strategia, che cosa ho in mente di fare nei prossimi passaggi, devo necessariamente passare su questo punto, cioè come incrementare la mia visibilità sui social, come aumentare il numero di esposizione del mio messaggio, perché è tramite questo incremento qui che riusciamo a essere effettivamente efficaci rispetto al tempo che impieghiamo per costruire queste strategie. Prima di iniziare vorrei chiedere tra le persone in aula chi utilizza i social network. Ok, vedo la maggioranza. Chi li utilizza per lavoro? Ok. Chi ha un sito internet? Ok. Social network, Facebook? Twitter? Ok, Twitter scompare. Google Plus? Ok. Ecco, questo rispecchia molto bene questa statistica sui social network in Italia. Ho preso i dati sui social network e sul loro utilizzo in Italia e all'estero e dobbiamo dire che in Italia la diffusione dei social network è praticamente altissima. Questo metodo di comunicazione è secondo solamente all'uso del telefono cellulare, in cui siamo tra i primissimi al mondo, cioè ci sono più cellulari che persone in Italia, per cui è superabile. Ma c'è una grande disparità tra i tipi di social network, perché a volte quando si sceglie una strategia di marketing, tante volte si pensa, devo scegliere il mio social network. Questo è vero da una parte, dall'altra se vediamo i dati, ecco, Facebook è nettamente il social network più utilizzato in Italia, quindi se vogliamo puntare a fare numero, Facebook è la modalità sicuramente che statisticamente ci premia di più, ci porta a un'esposizione molto più grande. Perché bisognerebbe usare Facebook, che è un social network che nasce per le relazioni di tipo sociale? Perché dovremmo utilizzarlo anche dal punto di vista professionale? Punto primo. La diffusione è altissima. La maggioranza delle persone in Italia utilizza questo strumento, la maggioranza degli utenti internet utilizza questo strumento, per cui possiamo veramente fare anche in pochi giorni migliaia di visite.
migliaia di visite al nostro sito possono essere convertite facilmente in persone interessate a un nostro servizio. Punto primo. Ma non è solamente questo il punto. A differenza dei mezzi tradizionali di promozione, dobbiamo dire che Facebook è caratterizzato da ubiquità e automatizzazione. Moltissimi utenti sono sempre connessi su Facebook, ricevono delle notifiche sul cellulare e quindi è possibile far arrivare un messaggio alle persone molto rapidamente in qualunque contesto. Ma cosa ancora più importante è l'automatizzazione. Tutti noi siamo professionisti, siamo psicologi, per cui andiamo a impegnare il nostro tempo lavorativo nella consulenza aziendale, nelle consulenze personali, individuali, e non possiamo costantemente stare sui social network a scrivere dei messaggi di tipo promozionale o di tipo informativo, perché abbiamo del tempo che è dedicato al lavoro. Facebook ci risolve anche questo, nel senso che possiamo automatizzare le nostre campagne informative. Possiamo programmare Facebook in modo tale che vada a inviare dei messaggi quando lo diciamo noi, senza essere necessariamente connessi. Io posso dedicare mezzo pomeriggio ogni 2 settimane a programmare Facebook e Facebook automaticamente invierà quei messaggi che io ho programmato a una determinata ora. E questo è un grande vantaggio, perché se dovessimo stare sempre connessi, forse potremmo diventare dei buoni marketer, ma non dei bravi professionisti, perché perderemmo l'allenamento nel fare i psicologi, i consulenti. Quindi questo è un vantaggio, automatizzare è un grande vantaggio. Io potrei essere qui in aula, nel frattempo alle 5 sarà pubblicata una certa informazione, senza che io debba essere necessariamente al PC. 3. Alta viralità. Alta viralità significa che c'è una grande possibilità, se sappiamo scrivere un messaggio fatto bene, che un certo contenuto si possa diffondere a grandi numeri. Facebook ha un'opzione che si chiama Condividi, che permette agli utenti di condividere e quindi di spostare un messaggio sulla propria bacheca e quindi far aumentare massivamente l'esposizione. 4. Utilizza le immagini, e queste vedremo che saranno determinanti. La scelta dell'immagine può sembrare una cosa legata al gusto estetico e invece è una cosa determinante per il numero di persone che accederà al nostro sito o al nostro materiale informativo. 5. Ha degli strumenti di pubblicità molto precisi. È possibile pagare Facebook per esporre un messaggio a persone in una certa fascia di età, su una certa città, che abbiano determinati interessi. Facebook è in grado di fare tutto questo a un costo molto basso, per cui se non si ha il tempo di creare un sito che abbia visite da solo, è sempre possibile pagare pochi euro al giorno per avere subito visibilità. È chiaro che tutto questo, cioè l'alta diffusione di un messaggio, la viralità, la presenza di un contenuto diffuso veramente alla grande, non è una cosa necessariamente positiva. Io sto dicendo in questa slide solamente che Facebook ci può esporre a grandissimi numeri subito. Però esporsi a un grande numero subito può essere fatto in modo positivo, può essere fatto anche in modo negativo. Ci sono degli errori da non fare per non perdere credibilità nella comunicazione online. Per cui entriamo un pochino più da vicino nella psicologia di Facebook. Cioè entriamo in quelli che sono i meccanismi psicologici che sottostanno all'utente che naviga su Facebook. Vedrete che, sebbene possa essere definito un tema legato alle tecnologie, c'è molto di psicologico, vi ritroverete su determinati concetti. Così come anche il marketing, no? È un concetto psicologico. Una delle prime cose che ci chiede Facebook di fare quando apriamo una pagina, che sia personale o professionale, Facebook ce lo chiede comunque ed è una cosa da fare, è quella di decidere una foto da mettere nel profilo. Vi dico già una piccola variazione che ho visto fare da alcuni gruppi, alcune società che io non condivido su Facebook, o meglio, non funziona, prese le statistiche non funziona. Quando scegliamo l'immagine di profilo, bisogna, o io straconsiglio di mettere il nostro volto e non un brand o un'immagine che crea impersonalità. Facebook è fatto per costruire profili di persone, non di aziende, per cui funziona molto meglio il volto. Ognuno di noi, chi ha il profilo Facebook, sicuramente avrà scelto una foto da piazzare sulla propria pagina Facebook. Ecco, raramente si lascia la foto impersonale, quella grigia standard di Facebook, ognuno mette la sua. E in base a quale criterio scegliamo di mettere una foto oppure un'altra? Normalmente abbiamo una serie di foto più o meno professionali e in base al nostro obiettivo della pagina scegliamo quale. Quella che ci piace di più, quella che ci sembra più convincente. Cosa che a volte funziona, a volte potrebbe non funzionare. Ora,
Chi di voi ha scelto la foto su Facebook chiedendo una consulenza, facendo delle valutazioni su quella foto? Chiedendo la consulenza? Chiedendo la consulenza, cioè, significa facendosi fare una foto professionale da un fotografo? Come? Magari sì. Magari sì, sì, lo sto chiedendo. Non quella outdoor, con la... Non il selfie, no? Vabbè, comunque. Sì, chiedendo cosa voleva dire a un consulente, a un fotografo che... Sì. Ok, questa è già un'ottima cosa. Un po' dipende se ci promuove come individui, liberi professionisti o come, diciamo così, appunto un brand, quindi di una compagnia o di un gruppo più esteso. Di un'azienda? O un gruppo di lavoro che ha creato un proprio Sì. brand, un proprio nome. In Sì. quel caso la foto personale Ok. la reputo insomma una cosa più... Per un'azienda? No. o Per un libro professionista sì. A volte però ci sono magari gruppi, associazioni così piccole che sostanzialmente la parte determinante, chi scrive contenuti è una persona sola, è inutile dal mio punto di vista, su Facebook, non in generale, crearsi un nome a centro, nome e cognome, e metterci un'immagine perché attira meno l'attenzione. Funziona meno in media, poi non è che quella è la parte determinante. Però per tutti i liberi professionisti la cosa migliore è scegliere una foto. E quello che volevo dire è che nella migliore delle ipotesi cosa facciamo? Prendiamo un fotografo, ci facciamo fare la foto e la lanciamo. Oppure abbiamo un set di foto, scegliamo quella che ci piace di più e la mettiamo online. In realtà tutto ciò è scientifico fino a un certo punto, funziona fino a un certo punto. Cioè noi dobbiamo sapere che anche se può sembrarci una cosa tangenziale, non legata alla nostra competenza tecnica, che è la cosa più importante, l'utente quando entra nel nostro profilo Facebook vede la nostra immagine e costruisce una prima impressione basandosi sulla foto che abbiamo scelto. Brutto, bello, ci interessa fino a un certo punto quando si fa un ragionamento di marketing, perché questa ricercatrice australiana, la Sutherland, ha scoperto che l'utente formula una valutazione su di noi, vedendo solamente la foto, su tutte queste caratteristiche qui, cioè sulla percezione della competenza, deduce se secondo lui siamo competenti o meno vedendo la foto, sulla piacevolezza, sull'abilità di influenzare gli altri, sull'intelligenza percepita e sul tipo di personalità. Tutto ciò, ovviamente, queste valutazioni che l'utente fa, sono molto approssimative, però le fa. Per cui l'immagine che scegliamo può essere impattante, può andarci a influenzare in positivo, quindi far continuare la persona a vedere i nostri contenuti, oppure in negativo. Certo, uno che ti guarda tutto in faccia, sorride, ha una bella collana di perle, viso largo, rassicurante. Quindi? È una buona foto? È una buona foto, direi questa. È una buona foto, sì, è una buona foto. In termini psicologici, cioè, mi colpisce, la cosa che mi colpisce è che ti guarda dritto. È già... E che comunque sorride, quindi intanto non è una persona chiusa, timida, eccetera, eccetera. Ok, almeno questa è la deduzione che può apparire. Ecco, tutti noi formuliamo delle valutazioni. E attenzione, alcune di queste valutazioni... come? Prima impressione, poi Sì. è la prima. Sì. La prima impressione, ricordiamoci però che su Facebook l'utente più o meno è lì al bar che sta sfogliando i contenuti e a volte prende solo la prima impressione, non c'è il tempo di fare la seconda, a volte. Se invece la prima funziona bene, è maggiore la probabilità che poi l'utente clicchi e entri effettivamente in relazione. Ci sono addirittura delle teorie che hanno dimostrato che le fattezze fisiche del volto, proprio la fisionomica, può influenzare in qualche direzione, oltre al modo in cui scegliamo la foto. Non si tratta chiaramente di teorie lombrosiane, si tratta chiaramente del fatto che l'utente va a formulare delle percezioni di personalità, non fa delle valutazioni vere e proprie, non è possibile capire niente osservando il volto, però l'utente formula queste prime impressioni. E allora, sappiamo che ovviamente queste prime impressioni hanno un'accuratezza molto bassa, non siamo in grado di prevedere quale sia l'orientamento politico, la personalità di una persona, il quoziente intellettivo, il comportamento criminale o la fiducia di una persona osservandola, però le persone fanno lo stesso. Cioè il problema è questo: gli utenti hanno una sovrastima della propria capacità di interpretare gli altri dal volto. C'è una overconfidence, significa che l'utente vede una faccia, si fa un'idea e formula delle valutazioni. Non accurate, ma le formula. Per cui tutto ciò per dire che cosa? Per dire che c'è la necessità, dopo che ci siamo fatti la nostra foto professionale o che ci siamo fatti fare una set di foto professionali per mettere sul nostro sito o sulla nostra piattaforma social, di valutare se quella foto è efficace o no.
Perché se c'è una cosa che ho imparato mentre ho applicato queste tecniche con il mio sito web, con pagine social, di social network, è che tantissime volte possiamo creare dei contenuti che ci possono sembrare molto efficaci, bellissimi, li lanciamo, fanno 10 visite. Poi magari ci capita di creare un altro contenuto su cui non avremmo mai scommesso tanto, lo lanciamo, fa 3.000 visite. Per cui quello che secondo me è l'anima del marketing è quello di cercare di capire che cosa dicono mediamente gli utenti di un certo servizio a proposito di un contenuto, e non automaticamente dire ah, questo mi piace per cui ora lo lancio, funzionerà sicuramente. Assolutamente no. Per cui esiste un software gratuito che vi consiglio, si chiama Photofiller, scritto così, photofiller.com, è gratis, ci si iscrive, che vi dà una valutazione di immagine gratuita. Ovvero, come fa? Su qualunque tipo di formato di immagine che riusciamo a caricare, sì. Però non è un software che lavora direttamente sull'immagine, perché A sarebbe troppo complesso, B non sarebbe gratuito, e C chissà se sarebbe accurato. Fa in base ai parametri, quindi sarebbe Sì. interessante sapere cosa. dei logaritmi matematici. No, è molto più semplice, ma anche molto più utile. Mette a sondaggio la nostra foto su c'è un campione di soggetti, 40-80 soggetti, quanti ne vogliamo in realtà? Cosa ne pensi di questa foto di professionista che si occupa di questo settore, nel nostro caso la psicologia, rispetto a 3 caratteristiche? 3 caratteristiche percepite che sono poi un nucleo della professionalità, nel senso che ci possono portare a essere più o meno efficaci. Queste 3 caratteristiche sono percezione di competenza, percezione di piacevolezza, percezione di influenza. Influence significa il grado in cui siamo in grado di influenzare gli altri. Questo secondo me è una persona che comanda, è influente nel suo settore. Ora vi faccio vedere il grafico che salta fuori. Ecco, questo è un esempio di foto, queste sono le 3 caratteristiche: competenza, piacevolezza e influenza. Come vedete questa è una foto che è risultata positiva, ha fatto 70 voti, e le 2 caratteristiche principali sono i segnali di competenza e di piacevolezza, che sono usciti alti. Forse un punto che ha fatto diminuire il livello di percezione e di influenza è questo movimento qui, vedete, segnale di autocontatto, un segnale un po' di autorassicurazione e di chiusura. Questo tipo di posizione qui è un po' una posizione di autorassicurazione. Fatto sta che è molto buona, questa foto va Però è bene. matematico, per cui insomma non è un psicologo. È un matematico, per cui chi valuta una percezione in base anche a questo fatto, che ha usato la chiusura. Poi ci sono i fattori di fisionomica che, come vedrete, influenzano in qualche direzione. Mi sono divertito a mettere qualche personaggio che forse riconoscerete. Ecco, questo qui è Skinner, no? Il comportamentista, l'ho lanciato sul Photofiller. Come vedete, ho detto, vediamo cosa, per non mettere altre persone. È forte? Competenza 90. È forte mettere in persona che hai messo i Sì. personaggi. Vedete la fronte quanto è alta? Ecco, la fronte alta, ci sono addirittura degli studi, aumenta la percezione di competenza, poi è ovvio che la competenza c'è. E c'è un altro fattore. Vi capiterà spesso, quando andrete a testare le vostre foto, questa cosa. Più vi mettono punteggi alti di competenza e influenza, più tenderanno a mettervi punteggi bassi di piacevolezza. Perché esiste proprio una teoria della formazione dei stereotipi che funziona proprio così, a livello psicosociale, in tutti i settori. Se una persona viene ritenuta molto intelligente e competente, tenderà a essere ritenuta più fredda, il più caloroso, viceversa. Domanda. La prima cosa a cui ho pensato rispetto a questo è il 90% di influenza dato da una persona che è visibilmente âgée, diciamo. Potrebbe essere una determinante. E di solito risulta meno appetibile, passatemi il termine, anche a livello Appetibile. attrattiva sull'impatto visivo, mentre il ragazzo di prima era molto Più più giovane. alto, era però il punteggio di Likeable, però Ah, più alto di sì, punteggio? più alto di Perché? punteggio di Likeable, però era anche più giovane e gradevole. E Sì, quindi chiaramente penso non lo dico per questa No, foto, no, lo dico penso- di media. Penso che a volte è pro e contro nel mettere una foto che può essere appunto piacevole perché è brutto dirlo, però lo stereotipo comunque va nell'atto della piacevolezza verso la giovinezza del soggetto. Verso la giovinezza, la È bellezza difficile fisica. che, esatto, una persona di 80 anni, con tutto il rispetto e l'autorevolezza, risulti immediatamente piacevole e gradevole all'impatto visivo. Sì, il mio, la mia statistica, ecco, non faceva riferimento a questa foto in particolare, che ha tanti altri elementi. Anche gli occhiali vi aumenteranno la competenza, sappiatelo, chiaramente.
Chiaramente sì, sono assolutamente d'accordo. Quello che volevo dire, sì, tutte queste variabili sono variabili di psicologia sociale, tutti conosciamo gli studi sulla bellezza fisica, sullo stereotipo della bellezza fisica, influenzano la percezione. Ecco, è andato molto peggio Freud. È andato molto per Likable 3, è proprio basso. Piccola parentesi, uso Freud, ma vale per medie e per statistiche. La foto in bianco e nero vi aumenterà competenza e influenza, vi diminuirà piacevolezza. Questo per stereotipo, tendenzialmente andrà così. Così come Garibaldi è uscito così, e Einstein, lo stesso Einstein. Ecco, qualcuno qui sulle note mi ha scritto, mi sembra un po' falsa questa foto, e certo, ovviamente non si tratta di un utente vero. Ora vi faccio vedere altri errori tipici, perché come dicevo prima, esistono prima delle cose certamente da non fare, e poi ci sono delle cose che vi suggerisco di fare per le foto. Questa è una foto presa dal web. Che tipo di errore c'è in questa foto, secondo voi, in termini di percezione? Metà viso e non si percepisce bene. Non si vede metà viso, ma c'è un altro errore. La scollatura, non ci avevo fatto caso, la scollatura. Dipende da I capelli sono un po' davanti, scusa. Sono un po' davanti, ok? Cosa? No, ho interrotto. No, non ho visto che stava... Era lo stesso punto? No, stavo guardando che, a parte che l'errore, guardavo qual è la professionalità di questa donna, cioè è un manager Marketing se manager. fosse una psicologa direi, beh, insomma, magari, non so, non è così Cos'è? tipo modella. Non è così modella. Ci sono delle cose però, ecco, ora a prescindere dalle nostre percezioni, Ma sono le nostre. sì, no, ci sono delle cose che sicuramente sono degli errori. A chi ha alzato la mano? La luce è un problema tecnico, non è una questione di gusti, è una questione di problema tecnico. La luce da dietro non mi definisce i confini. Ora, è un fatto proprio di psicologia, capitolo 2, la percezione, nel senso che io devo creare figura a sfondo, lo devo creare la differenza. Se io metto dei contorni sfocati, faccio emergere bene la figura? No, per niente. Poi c'è un altro problema, può sembrare una banalità, ma è ovvio che devo fare la foto in alta risoluzione. Più faccio una bassa risoluzione, allargo una foto piccola e la rendo grande, più l'utente tenderà a percepire una scarsa attenzione ai fattori di marketing. È un po' come se rovinassimo di molto la confezione di un prodotto. Dice, ok, il contenuto sarà buonissimo, però tutti ci formuliamo di punti interrogativi se la confezione non funziona. Ecco, questa è una foto anche a livello di qualità dell'immagine scarsa. Quindi meglio l'alta definizione. Alla grande. La cosa conveniente qual è? Prendere un fotografo, farvi fare 10 foto, testarle tutte, perché voi non sapete qual è la migliore, non lo sa neanche il fotografo, anche se qualcuno potrebbe dirvi lo so, in realtà non sa nessuno, bisogna testarle. Fate tante e ne testate tante, fate scegliere. Ok, troppo seria, tanti errori, insomma, non la commentiamo neanche. Questa che errore ha? Questo è un errore big, grande proprio. Gli occhiali da sole, e anche le cuffie, occhiali da sole, terribile, nel senso che qualunque cosa che copre gli occhi mi va a ridurre la percezione generale. Ed è un selfie, questo perché? C'è la spalla fuori. C'è la spalla fuori, ok, non ci avevo fatto caso però. È evidentemente un selfie, secondo me il problema più grande resta comunque l'occhio coperto, quindi capelli, occhiali da sole fanno un problema. Beh, poi c'è di molto peggio. Espressioni facciali di disgusto sicuramente non possono funzionare, così come, cosa che può sembrare una banalità ma non lo è per niente, la foto piccola crea una percezione negativa praticamente sempre. Ho mai visto una foto piccola che abbia ottenuto una percezione alta, perché è come se dessimo scarsa attenzione al marketing. È un po' lo stesso problema della bassa definizione. Ok, ma è una foto, devo metterla, non importa. Vi creerà percezioni differenti. Infatti vedete, questa è una foto piccola, competenza bassa, influenza bassa, piacevolezza media, quindi la foto piccola crea dei problemi. Domanda. Troppo ravvicinato. Sto parlando proprio della grandezza dell'immagine, sì, non mi sono spiegato. Vedete questa qui? Questa ora appare grande, l'ho ingrandita io, questi qua sono 150 pixel, quindi è una foto presa come risoluzione molto piccola. Questo non vi crea una grande possibilità che l'utente memorizzi bene il vostro volto. Mette più in difficoltà questo passaggio. Per cui
io sconsiglio la grande. Poi è chiaro, anche la foto stra-ravvicinata è un problema. Se faccio una foto super ravvicinata, è un po' come se parlassi con qualcuno a 10 cm di distanza. È un filino, ok? Come se stessi così col mio soggetto, contatto visivo diretto, no? Così come è sbagliato la mancanza di contatto visivo. Infatti vedete, questa è una foto diciamo fatta a livello professionale, con uno sfondo fatto discretamente, però se osservo punti diversi, a alcuni piacciono, si fanno la foto che guardano un angolo, non so se avete mai visto, un angolo in alto a destra o di lato. Questo ha due abbinamenti. Io sconsiglio. La chiusura e tutte e due Sì, accentuano questa foto. assolutamente, sono due segnali di chiusura, come se chiudo gli occhi e osservo un altro punto. È meno probabile che l'utente si senta preso in considerazione. Ok? Quindi in questo punto abbiamo due difetti: manca il contatto visivo, c'è una chiusura, si osserva un altro punto. Alcuni lo considerano fattori di stile, invece coerentemente, statisticamente, questa cosa diminuisce l'efficacia. Poi ci sono i casi estremi, ecco, questo ha due difetti: la postura da una parte, la luce che è terribile, ma c'è un altro punto ancora, che vi faccio vedere alla prossima slide, problema coerente in questa foto e nella prossima, che è lo sfondo distraente. Più elementi metto nello sfondo, più sto dividendo l'attenzione dell'utente su più stimoli. Più divido l'attenzione sugli stimoli, più probabile l'utente veda lo sfondo e non la figura. Ma il nostro obiettivo qui è memorizzare la figura. Può essere lo sfondo più bello del mondo. Se non è coerente o se non ci dà degli aspetti informativi in più, è completamente inutile mettere uno sfondo distraente. Per il resto una foto fatta bene, una fonte di illuminazione buona, e vedete comunque il risultato è discretamente alto. Per cui vedete, lo sfondo distraente può spostare l'attenzione del soggetto sullo sfondo e non sulla figura. Per cui questo è un altro di quegli aspetti, può sembrare una banalità, ma può farci peggiorare la foto. Questa è una buona foto. Perché è una buona foto? Ce ne sarà una buona, no? Ho fatto vedere gli errori, ora faccio vedere una buona foto. Quindi, allora, primo motivo per cui è buona, non perché ci piace, ma perché i punteggi sono risultati alti, su un campione di 40 soggetti, che comunque non è grandissimo, ma non sono 10, insomma. Perché questa è una buona foto tecnicamente, oltre ai punteggi che sono risultati alti, meno che non erano 40 amici, insomma, sono altissimi, un po' strano. Come? La giusta proporzione di distanza. Ok, distanza dall'utente buona. Sfondo neutro ma luminoso. Allora, sono stati bravi a mettere le luci disposte in maniera abbastanza diffusa su tutto il volto. Se io metto in ombra una parte, l'utente farà più difficoltà a memorizzare il volto. Invece, vedete come è diffusa bene la luce? Poi? Apertura, contatto visivo sul viso. Apertura, contatto visivo, postura in avanti, vicinanza, poi? Contrasto figura-sfondo c'è? Sì, ma è giusto, cioè, sì, ma non troppo. Sì, emerge la figura dallo sfondo, abbastanza. La parte del volto, che è quello che interessa. Esatto, la parte del volto è importante. Vedete come è delineata bene la differenza tra il volto e il collo? Vedete l'ombreggiatura come è diffusa bene? Ecco, il fatto che la mascella emerga un po' nella parte più bassa facilita ancora di più l'emersione del volto, che è la parte più importante di tutte a far memorizzare una foto. E qui è definita molto bene, vedete, la mascella proprio si vede la figura del volto molto bene. Questi sono tutti aspetti tecnici che ci aiutano a scegliere la foto giusta per il nostro profilo. Quindi, riassumendo, i suggerimenti sono: gestire le fonti di illuminazione correttamente. Luci da dietro? Assolutamente no. È chiaro che comunque se c'è un fotografo saprà farlo direttamente lui, però se non facciamo col fotografo dobbiamo essere attenti a questi fattori. Gestire le fonti di illuminazione correttamente significa che non devo avere le luci dietro che puntano verso di me, devo diffondere la luce in maniera tale che tutto il volto sia visibile, più o meno tutto, non ci deve essere metà in ombra. Non ostruire lo sguardo, che significa non mettere capelli, io non ho il problema, no? E non ostruire lo sguardo, non mettere occhiali da sole. Gli occhiali invece già possono essere positivi perché ovviamente la percezione di competenza, se li utilizzate. Definire la mascella l'abbiamo visto prima. Avere un buon contrasto figura-sfondo. Scegliere uno sfondo che non sia dello stesso colore dell'abito che stiamo portando, altrimenti non creiamo e non emerge la figura. Non usare sfondi distraenti, quindi è inutile mettere la libreria dietro, gli attestati o 10.000, alcuni non lo fanno, mettono una foto con gli attestati, però per quanto possa in alcuni casi aumentare una percezione di influenza, in tanti altri può far sembrare saccenti, ma soprattutto sicuro a livello percettivo distrae, quindi nella foto di presentazione non serve.
A volte abbiamo un po' l'ansia, no? Anche nei contenuti, di mettere tutto nel contenuto. Bisogna essere semplici, l'utente ha un'attenzione limitata. Non usare sfondi distraenti, usare un primo piano o un mezzo busto, non primissimo piano, quindi spalle, collo e testa va benissimo. Rivolgere lo sguardo verso l'obiettivo, che è un po' come dire rivolgo lo sguardo, uso il contatto visivo, un po' come se dicessi questo. L'abito formale funziona sempre meglio per i professionisti, anche perché competenza e influenza tra le 3 caratteristiche sono forse le più importanti, tra le 2 più determinanti. Gli occhiali possono giocare un ruolo e poi qual è la cosa migliore? Non chiedere a 2 o 3 amici secondo te va bene questa foto, sottoporla a sondaggio su 40, 50, 60 soggetti. Fate 5 foto, le confrontate tutte e poi fate decidere al pubblico qual è quella più efficace. Photofiller manda il report via mail, quindi vi arriva l'aggiornamento, quindi voi lo lanciate, dopo che c'è una valutazione a una serie di soggetti, vi danno i risultati finali e parziali. C'è un'altra cosa utile che fa Photofiller che è questa, non si limita a dire buono o cattivo, ma ci sono una serie di suggerimenti che gli utenti possono darvi, possono proprio scrivervi. Secondo me lo sfondo è brutto, a me è successo una foto, lo sfondo, non mi piace lo sfondo, no? Oppure possono dirvi questa foto mi piace, oppure possono dirvi mi sembra una foto troppo ammiccante, possono darvi gli aggettivi riferiti alla loro percezione. È chiaro che se vedete un commento su 80 ha un peso relativo, ma se ci sono 5, 6 persone, 10 persone in un gruppo e vi dicono guarda che lo sfondo è brutto, e un fondo di verità c'è, probabilmente non crea una percezione buona, cioè se tante persone vi danno lo stesso feedback, statisticamente avete un'indicazione più precisa. Il mio suggerimento appunto, non fate tutto da soli, perché se non studiamo bene la percezione utente non possiamo fare nulla in termini di marketing, andiamo a buon senso, ci può andare bene o male, così andiamo più sicuri. Per cui questo è il primo passaggio per testare la propria foto di profilo. In realtà questo potete usarlo anche per il vostro sito internet, stesso discorso, potete usarlo anche su un curriculum vitae cartaceo, per cui ve lo presento qui, ma va bene per tutto. Andiamo al che cosa non fare su Facebook. Ecco, che cosa non fare su Facebook è un capitolo molto grande, l'ho riassunto in alcuni punti, dicendo proprio le cose che secondo me non è proprio il caso di fare. Ma se volete, se avete anche una vostra lista personale, ditemi, aggiungetemi o toglietemi dei pezzi tranquillamente. Prima cosa che vi sconsiglio assolutamente è questa. Noi dobbiamo considerare che Facebook, se volessimo usare una metafora, è come se fosse una piazza o un bar, è un posto in cui le persone parlano in termini di relazioni sociali, informali, ok? Per cui se io utilizzo un linguaggio tecnico formale ho fatto esattamente l'opposto di quello che è opportuno in quel contesto. Non funzionerà mai su Facebook, su Facebook sto dicendo. Pensate a questo post tratto da una storia vera. Oggi peraltro sulla spinta dell'utile diretto del servizio prêt-à-porter alla richiesta di un pragmatismo un po' greve supportato dalla cultura della valutazione che impone, pure difficile da leggere, la sua politica dentro le istituzioni e fuori, anche nel sociale, la ricerca e lo studio sembrano aver un po' perso il loro smalto, sembrano troppo stile ore subsicive, per non dire peggio costume elitario. Che problema ha questo tipo di post? Ora io esagero, poi farò vedere cose più sottili. Come? Una frase lunghissima, non si capisce niente, non ha un obiettivo. Questa è forse la cosa più grave di tutte. Che obiettivo può avere questo messaggio? Quindi non raggiunge niente. No, questo... Dobbiamo sapere che l'utente su Facebook è mediamente distratto. Se noi gli mettiamo del carico cognitivo è il modo migliore per farlo distrarre ancora di più. Non è un messaggio che prende. Prima cosa da evitare è il linguaggio tecnico formale. Vi ho messo inizialmente un esempio particolarmente tecnico-formale, ma ci sono tantissime sfumature che tantissimi professionisti utilizzano che peggiorano l'impatto di un messaggio. Poi li vedremo, qui c'è tutto, qui non salverei neanche una frase in questo tipo di messaggio, non va bene niente questo messaggio. In altri ci sono parole che possono essere sistemate. La seconda cosa che vi sconsiglio è il networking casuale. Ora, il bello di Facebook è che posso avere migliaia di amici, migliaia di contatti subito, cosa faccio? Chiedo a tutti i miei contatti una collaborazione, oppure chiedo a tutti i miei contatti di prendere parte a un'iniziativa, direttamente con una serie di messaggi. Tutta questa cosa potrebbe sembrare invitante, perché dici, vabbè, ma se io devo fare una campagna pubblicitaria classica su 1000 persone, quanto mi costa? Costa una certa quantità. Su Facebook posso mandare messaggi a chi voglio molto rapidamente, potrebbe venire la tentazione, dice, ora mando un messaggio a tutti, qualcosa ricaverò. Ma una cosa sconsigliatissima, almeno io la penso così.
Pensiamo a questo messaggio, questo è networking casuale, cioè fatto senza una strategia. Gentile collega, complimenti per le tue iniziative. Mi piacerebbe condividerne qualcuna, ma al momento non so ancora proporti una modalità. Non appena avrò un'idea ti contatterò e valuteremo insieme la possibilità di realizzarla. Se mi darai la tua disponibilità, a presto. Che tipo di errore ha questo messaggio? Come? Mi rompe le balle a vuoto. In persona sì, informale non lo so, forse anche inizia anche abbastanza formale, gentile collega, primo errore, non mi chiama per nome e cognome, mi chiama collega, quindi potrebbe sembrare una cosa copiata e incollata, come quando alcuni fanno nell'email marketing, mandano la mail a tutti, gentile azienda, poco personale, no? Complimenti per le tue iniziative, vabbè. Mi piacerebbe condividerne qualcuna. Ecco, il problema della parte successiva qual è? È che io che cosa ho capito su questa persona? Cioè, incerto, Che non sa cosa fare? Sulle sue qualità cosa ho capito? Sul suo obiettivo? Quale può essere la motivazione di una persona che riceve un messaggio così a collaborare? che non mi interessa collaborare con lui. E punto 2, che non c'è stata una grandissima attenzione, nel senso che non si capisce quali iniziative sono interessanti, non si capisce qual è il contributo. Quindi non si sa neanche se questa persona l'ha visto il sito, ci ha dato un occhio oppure no. Tutte, gentile collega, poco personalizzante. E poi subito dopo, collega, organizziamo un convegno insieme, così, sempre dal nulla. Questa è una tentazione che viene a molti, ma se non si fa collaborazione con una strategia, collaborazione è una cosa bellissima, però va fatto con un'idea in mente, non a caso su Facebook, perché così abbiamo tanti contatti. Quindi il networking casuale, mandare messaggi a tutti, è uno dei modi più rapidi per essere isolati sui social network. Noi non dobbiamo spingere dei messaggi, cioè metterci su Facebook e inviare tanti messaggi a tutti. Dobbiamo attrarre l'attenzione. Deve essere spontanea la cosa, ci mettiamo singolarmente a mandare dei messaggi, è un po' come se facessimo volantinaggio, vado da quello, gli metto il volantino, è la stessa cosa, non cambia niente, allora a questo punto facciamo volantinaggio, facciamo prima. Salve dottor Igor, come si fa a diventare una vostra collaboratrice? Grazie, stesso errore di prima. Altro errore. Ora, vi ho detto prima, Facebook è una piattaforma che nasce per le relazioni sociali, però anche a livello professionale, essendo che ci può creare un sacco di visite, può essere interessante. Se ho un profilo solo e voglio puntare a quello, una cosa che consiglio di fare per fare privato e professionale insieme è di separare i contenuti di tipo privato e i contenuti di tipo professionale. Cioè esistono dei contenuti che non hanno senso dal punto di vista professionale, sono personali, feste di compleanno, uscite al bar con gli amici, sono cose che non dovremmo mai mettere sul nostro profilo professionale. Per cui una cosa che vi consiglio di fare è questa, vedete questa barra qui pubblica? Questa vi permette di esporre un messaggio solamente agli amici stretti oppure a tutti gli amici che abbiamo all'interno di un profilo. Se ho 5.000 amici, 4.000 sono professionali e 1.000 sono amici stretti, io qui posso decidere, se ho da fare un messaggio mio personale, di condividerlo solo agli amici stretti, oppure solo con un gruppo di persone personalizzando. Se invece voglio lanciare una cosa che sia utile a livello professionale, metterò pubblica, chiunque può vedere il messaggio. Il messaggio professionale è inutile che lo restringiamo. Cosa che sconsiglio sempre? Vi consiglio di fare riferimento a tutti quei temi che evocano dei conflitti tra gruppi o delle separazioni. Quali sono i motivi o i modi che possono rendere salienti delle differenze tra sottogruppi? 1. Parlare di politica. Se cominciate a esporre apertamente il vostro parere politico, questo, giusto o sbagliato che sia, non c'entra niente con la professione dello psicologo. Per cui che cosa fa il parlare di politica? Crea sempre delle simpatie per una parte di persone e un'antipatia per l'altra, un senso di somiglianza per alcune e di differenza per altri. È utile? No. Argomentazione mi piace di tipo strettamente religioso, calcistico, regionali nazionali o apertamente critici ci creano tutta una serie di contraddizioni tra gruppi e quindi tutta una serie di simpatie per alcune persone e antipatie per altre. La persona entra sul nostro profilo, comincerà a vedere le nostre foto, i nostri contenuti e anche i nostri mi piace. Se ho mi piace solo per sottogruppi di un certo schieramento politico, posso creare delle percezioni che sono inutili all'utente. Per cui vi sconsiglio. Vi sconsiglio anche questo, che in realtà può nascere molto spesso per la fretta, perché non abbiamo il tempo di stare lì sui messaggi.
Ecco, la fretta, gli errori di battitura e il T9 banalmente del cellulare ci possono far fare tutta una serie di errori grammaticali, no? Quanto ti amo, un messaggio positivo può perdere credibilità rapidamente se c'è un errore grammaticale. Tante volte, no, sembra una banalità, ma è pieno internet, perché magari uno scrive col cellulare o salta una lettera e esce fuori un messaggio completamente sconveniente. Questo è il modo più rapido per perdere credibilità. Tutti possiamo fare un errore di battitura, ma l'utente quando lo vede dirà: questo errore di battitura non sa, questa persona non sa neanche scrivere in italiano, figuriamoci se sa fare lo psicologo. In realtà può essere un errore di battitura, ovviamente. Così come, vabbè, fare volantinaggio online lo abbiamo visto. Fare volantinaggio online significa mandare messaggi a tutti gli amici per cercare di ottenere qualcosa. Buongiorno e grazie per l'amicizia, mi permetto di inviare la mia pagina personale, sarei onorata se seguisse la mia pagina con un semplice mi piace. Questo tipo di strategia, sì, qualche mi piace ce lo fa ottenere, ma una strategia che cerca di spingere un messaggio. Facebook non funziona così, bisogna rendere gli altri utenti promotori del nostro messaggio senza stare lì a chiedergli ogni volta: metti mi piace, clicchi il sito, leggi il mio articolo. Queste richieste danno solo fastidio, non funzionano. Più che altro dobbiamo rendere il messaggio virale, cioè far sì che l'utente spontaneamente condivida il nostro articolo. Non dobbiamo stare lì a dire: dai, me lo condividi, dai, mettilo anche sulla tua bacheca. Diventa stalking, non diventa promozione, no? Dobbiamo invece trasformare l'utente nel nostro promotore, cioè fare dei messaggi così belli e condivisibili che sia l'utente e i nostri amici e colleghi a condividerlo spontaneamente. Poi vedremo quali sono i meccanismi psicologici che sottostanno al fatto di condividere un messaggio. Per cui partiamo dall'inizio e andiamo a vedere i motori di diffusione del post di Facebook, cioè su che cosa si basa la diffusione di un post o di un altro. Vi dico già una prima cosa che fa un discorso a parte, che è questa. È ovvio che con gli strumenti di pubblicità Facebook in automatico può diffondere il nostro messaggio rapidamente. Se io do 30 euro al giorno a Facebook, farà tutto lui, automaticamente, però 30 euro sono un costo. Possono ritornare quadruplicati, però sono un costo. Tolto questo tipo di ragionamento, che è un ragionamento un po' a parte, ci sono poi dei post spontanei. Io ho la mia pagina, ho 4.000 amici, ho 10.000 mi piace, o quello che c'è, espongo un post. Quando lancio questo post possono succedere due cose. Normalmente succede questo. Vedete questa linea blu? Questa linea blu è un po' come se mi andasse a simbolizzare l'esposizione di un messaggio. Non so. Faccio un messaggio sulle tecniche per calmare l'ansia, faccio un messaggio sulle tecniche per rilassare una persona, no? Questo messaggio come lo lancio su Facebook? Lo lancio con un testo, quindi un'introduzione in cui dirò: in questo articolo troverai ABC, lo lancio con un link che mi aprirà la pagina del sito, lo lancio con un'immagine. Il titolo e l'immagine sono parti determinanti. Fatto questo, il mio post avrà un certo livello di esposizione. È chiaro che se ho 100 amici avrà un'esposizione piccola, se non 1000 sarà già più alta. Ora, di questi 100 amici o di questi 1000 amici che ho di base, ce ne sono alcuni che mi seguono di più, magari amici più stretti. Dove andate su Facebook, vedete i messaggi di tutti? Vi compaiono sulla bacheca i messaggi di tutti gli amici che avete su Facebook? No, vi compaiono quelli delle persone con cui interagite di più, perché Facebook deduce che quelle sono le persone importanti per te. Per cui, in base al numero di amici che ci seguono, noi avremo una certa esposizione. Questa esposizione poi, col passare del tempo, diventa sempre più bassa. Quindi se io non scrivo per un paio di giorni, il primo messaggio sì, inizialmente sarà visibile, poi man mano scomparirà dalle bacheche degli altri. E quindi renderà la nostra visibilità sempre più bassa. Per questo è importante, almeno una volta al giorno, lanciare qualche post, se no non ci clicca, non ci vede nessuno il messaggio. Questo è un primo messaggio, una prima possibilità. Ma la cosa migliore da fare qual è? Non è quella di dire: ok, devo mandare tanti post, ne mando 100 in 2 giorni, perché Facebook vi elimina la visibilità in questo modo, ma è cercare di creare l'esposizione virale di un post. Cioè, io e i miei 5.000 amici partirò da questa esposizione di base. Come faccio a creare questa impennata di visibilità, che significa migliaia di visite? Devo creare un titolo e un'immagine così convincente che gli utenti tenderanno a fare una o più di queste cose. Mettere mi piace, cioè dare un segnale di gradimento a un certo articolo. Commentarlo, lasciare un commento sotto, oppure condividerlo. Se io faccio un post e ho ad esempio 100 condivisioni, significa che
non sono io che ho mandato il post, è come se l'avessero inviato 100 persone. Capite che significa che il numero di visualizzazioni sarà molto più alto. Devono essere però gli altri utenti a condividere, no? Per cui se io faccio tanti mi piace, tante condivisioni, ho questa impennata di visibilità che dura molto più tempo e dopo un po' Facebook cancellerà il messaggio, o che lo renderà sempre meno visibile. Quindi, il segreto di Facebook non è mandare messaggi a tutti, non è neanche spendere una grandissima quantità di soldi in pubblicità a pagamento, ma è di fare un po' di pubblicità mirata quando serve e poi fare dei messaggi fatti così bene che siano gli altri a condividere il nostro messaggio, non noi a dire mi metti, mi piace, mi condividi. Non funziona. Quali sono i passaggi, quindi i punti che possono aumentare, ecco questa è l'anatomia di un post di Facebook, cioè le determinanti principali, i punti che dovremmo sempre considerare quando ne lanciamo uno. Il primo è quello che abbiamo visto prima, la nostra foto, il nostro nome e la nostra credibilità. Se io mando sempre dei messaggi di tipo pubblicitario, come se facessi volantinaggio su Facebook, vieni alla consulenza, compra, ok, la mia reputazione scende. Se invece mando cose interessanti, la mia reputazione sale. Quindi in base a chi è il nome che manda il messaggio e alla foto che abbiamo messo, questa reputazione è alta o bassa. Ok? Per questo che è importante mandare sempre cose interessanti. Se la cosa non è abbastanza interessante, meglio non mandarla che ottenere quelle 10 visite. 2. Esposizione del profilo. Ho 100, 10, 1000 o 10.000 contatti, cambia l'esposizione di base, che è il punto di partenza di quel grafico. Ok? Il testo di introduzione, cosa scrivo sul post? Il titolo del post e l'immagine scelta, che è la parte più importante di tutti. Tantissimi vedono l'immagine, se gli piace leggono il titolo, per cui partono da qui, poi vanno su. Ora, lanciato un certo post con certe caratteristiche, noi avremo una certa quantità di persone che mettono mi piace, un certo numero di commenti, un certo livello di condivisioni. Questi mi andranno a produrre l'esposizione di quel post lì. Più mi piace, più commenti ho, più condivisioni ho, più sarà esposto. Tutto ciò ci porta a una parte successiva, che è la parte di esiti positivi ed esiti negativi. Cioè, abbiamo una certa quantità di commenti, più siamo esposti, più commenti riceveremo. Commenti positivi o negativi. Sul commento negativo bisogna essere bravi a saper gestire l'obiezione in maniera rapida, perché se ho un messaggio esposto su tante persone e poi gestisco l'obiezione male o non rispondo mai, la mia credibilità diminuisce. Se ho un messaggio positivo devo sempre rispondere, perché devo creare senso di connessione con gli utenti. Gestione dei messaggi, c'è qualcuno che potrebbe scriverci, numero di click sul sito, numero di richieste di consulenza, che è l'esito vero e proprio. Ok? Noi potremmo lanciare un post così esposto che ci chiamano 2 o 3 persone per una consulenza. Potrebbe non chiamarci nessuno. Questa è la parte, forse, è sicuramente la parte più legata all'area monetaria, cioè ho ottenuto un esito proprio di marketing. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, eccolo. Le 6 frasi che uccidono la comunicazione. Vedete, questo è un post, ha un'immagine, questi sono il numero di mi piace, questi sono le condivisioni. Ecco, questo qui ha fatto tipo 4.000 visite, così, con un lancio di post. Doverle pagare su Google costerebbe tantissimo fare una cosa simile. Così lo lanciamo e vediamo cosa succede. Vi faccio notare qualche piccolo dettaglio. Allora, in alto abbiamo la reputazione di profilo. Vedete, la pagina si chiama Psicologia e questo è un titolo molto potente. L'immagine, vedete l'immagine che è un'immagine abbastanza grande? Ora, questo può sembrare, come dicevo prima, un dettaglio estetico. Non è un dettaglio estetico. L'immagine grande funziona molto meglio di quella piccola, per un semplice fatto. Sapete come fa Facebook a capire se avete scritto un post bello o brutto? Come fa a dedurlo? Una macchina, Facebook, ha degli algoritmi. Come fa secondo voi? Allora, esatto, quanto ad esempio se io ho 300 like significa che questo articolo è piaciuto in media, quindi Facebook mi premierà. Quindi un indicatore sono questi, i like, i mi piace. Un altro indicatore sono le condivisioni, un altro indicatore sono i commenti, ma ce n'è un quarto che è veramente determinante, che è questo. Facebook calcola quanti secondi l'utente rimane a vedere quell'immagine lì. Quanto fissa l'attenzione? No, voi avete la schermata su Facebook, andate a scorrere dei post, poi c'è un'immagine che vi piace, vi fermate un po' di più. Ecco, se vi fermate per dire di media 10 secondi su quell'immagine, è ovvio che Facebook deduce, calcola che c'è un interesse maggiore su questo post e quindi vi premia.
Ora, secondo voi, è più facile che l'attenzione si soffermi su questa immagine qui o su un quadratino piccolo a lato? È ovvio che funziona meglio sull'immagine grande. Per cui quando andate a costruire un post dovete sempre mettere l'immagine grande. Tecnicamente 600 pixel per 400 pixel. Questo è il minimo che Facebook vi permette di usare questa immagine qui. 600 pixel per 400. Sapete questa cosa? C'è Facebook che ha introdotto una nuova funzione per lanciare i video. Sapete che c'è anche un altro social network che utilizza molti video per diffondere contenuti, che è YouTube. Sapete come ha fatto Facebook velatamente a declassare YouTube e a cercare di promuovere meglio la sua funzione video? Ha impostato per standard che se qualcuno mette un link YouTube esce un link con un quadratino piccolo, quello di Facebook è grande. Indovinate quante visite poi si faranno di conseguenza? Ovviamente stravincerà Facebook, perché Facebook decide le regole di Facebook, chiaramente. Per cui ecco, questa è una cosa per dire l'immagine deve essere grande, non ci dobbiamo neanche sognare di farla piccola, non ha senso. Dove andiamo a cercare le immagini da mettere? Ottima domanda. Come si fa a cercare le immagini da mettere? Perché uno dice, ma le immagini devo fare? Devo fare io? Ci vuole una squadra. Ci sono una serie di siti internet che hanno delle immagini libere, che è possibile utilizzare per gli articoli liberamente. Al limite qualcuno a pagamento, ma anche certe volte importi. Sì, poi ci sono anche dei siti a pagamento. Ci sono anche dei siti a pagamento che vanno da pochi euro a immagine a centinaia di euro. L'importante è non mettere cose protette da copyright, perché se mettiamo cose protette da copyright uno può dirci, ma questa immagine poi... Internet è una giungla, però sconsiglio di farlo, magari sono dei servizi ottimi che sono gratuiti, per cui non ha senso. Vi do una lista dopo, vi do una lista di siti, cliccate e scaricate. Attenzione sempre quando andate a vedere le immagini, alcune possono essere usate per il blog, ma non per contenuti commerciali, altre possono essere usate liberamente anche per contenuti commerciali. Cioè se io dico voglio vendere... Come? Cioè si trova questa informazione, Sì. libero per blog, ma non per usi commerciali? Sì, chiaro. Questo dovete stare attenti. Okay? Per uso commerciale è differente. Ci sono siti poi che danno immagini libere in tutto e per tutto, quindi io consiglio andate lì, scaricate e lì trovate qualcosa di gratuito. Ecco, 6 frasi che uccidono le comunicazioni ha un piccolo trucco di testo, è stato studiato che usare parole negative come uccidono, che in realtà è un modo di dire, aumenta di molto i click, qualcosa che aumenta i click. Statisticamente succede questo. Trauma relazionale precoce, i pericoli dei traumi nascosti. Anche questo, vedete, ha fatto 300 mi piace. Come vedete c'è sempre un testo introduttivo che fa capire un po' quello che stiamo dicendo, un'immagine, anche questa è gratuita, e poi il titolo. Trauma relazionale precoce, i pericoli dei traumi nascosti. I pericoli dei traumi nascosti. Secondo voi su che cosa si fonda questo titolo e che cosa vuole creare, che tipo di attenzione vuole creare nell'utente? Curiosità e basta? Sì, curiosità sì, qualunque titolo che sia curioso funziona sempre bene, ma che tipo di curiosità è? Come preservare la propria salute. Yes, i pericoli, ok. Un contenuto velatamente minaccioso, cioè parla dei rischi, cioè poi contenuti che invece parlano dei benefici. Le fasi di elaborazione del lutto secondo Sigmund Freud, 400 like quasi, 200 condivisioni. Come vedete il punto è scegliere l'immagine e il titolo bene. E c'è una tecnica, cioè c'è la creatività per il 70%, però c'è anche della tecnica, ok? C'è proprio dei metodi per scrivere dei titoli che funzionano. In realtà, come per il discorso della foto, c'è la tecnica, c'è qualcosa che ci piace molto, è il modo migliore per capire, lanciare il post e vedere cosa succede. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Cosa vi consiglio di fare? Ecco i siti. Questi sono dei siti in cui trovate degli articoli, delle immagini, scusate, gratuite, sono freeimages.com, pixabay.com, io uso tanto Pixabay, okay. Gratisografi.com, iStockphotos.com, siti in cui potete prendere immagini gratuite senza preoccuparvi di dire ma questa immagine posso usarla o non posso usarla. Forse qualcuno ci stava chiedendo prima, ma come faccio a prendere delle immagini che abbiano almeno 600 x 400 pixel? Come si fa? No, non si modifica l'immagine, ognuno di questi siti vi dà la risoluzione, quindi voi cliccate laddove c'è scritto un numero di pixel maggiore di 600 x 400, non sbaglierete mai. In tutti questi siti avete immagini ad alta definizione, quindi quel punto si elimina, non dovete stare lì a controllare i pixel. Su questo punto, ho visto che se facciamo un'immagine più piccola vi esce il quadratino che non va bene. Requisito 2, immagini non protette da copyright.
E questo, requisito 2, lo salviamo col fatto che vi ho indicato 4 tra decine e decine di siti che non hanno il problema del copyright. Non dovete neanche citare l'autore qui. Consiglio immagini a colori. Cioè consiglio. Esiste tutta una parte di psicologia dell'attenzione che ci mostra che se mettiamo il colore l'utente fisserà per mediamente più secondi quell'immagine e quindi automaticamente diventerà più interessante. Alta risoluzione. Curare la leggibilità del testo. Ora io mi rendo conto che queste sono delle banalità, curare la leggibilità del testo, ma quante volte ci capita di vedere messaggi tipo questo su Facebook? Questo che problema ha in termini di leggibilità? Tutto. In particolare uno, l'errore di contrasto. Non c'è contrasto tra testo e sfondo. Questo verde su una serie di colori, difficilissimo da leggere, probabilità che l'utente si soffermi su questa immagine, bassa, andrà avanti. Ma non perché è brutto il messaggio, andrà avanti perché è faticoso. Noi dobbiamo semplificare, non dobbiamo dare fatica aggiuntiva al soggetto, mai. Non ha senso. Oppure questo, che è aberrante, secondo me, è terrificante questa cosa perché si parte con l'idea di fare il contenuto cartaceo di una certa iniziativa. Il cartaceo, una 4, è un poster più grande, una locandina. Ora, questa locandina va bene se è una locandina. Se io devo lanciare lo stesso contenuto su Facebook, non ha senso che io prenda una locandina e faccia un'immagine. È uscito il mio nuovo articolo sul giornale tal dei tali. Prendo la foto dell'articolo, la metto sul profilo Facebook che avrà questa altezza qui, con un testo piccolissimo. Che probabilità c'è di lettura? Ma nessuna. È impossibile leggere un contenuto simile. Tante volte a me capita di vedere su Facebook la locandina, non so, di un corso di formazione, di un'iniziativa, di un incontro gratuita, presa dal cartaceo e messa su Facebook. Non ha nessun senso perché diventa illeggibile. Infatti è di Tizio Caio, no, Tizio Caio era per non citare nessuno, chiaramente. Anche questo è di Tizio Caio, però dopo che ha fatto il corso sui social, vedete, dottor Tizio Caio che appunto ha fatto il corso sul marketing e dopo ha fatto un post un po' meglio. 2019 è andata un po' in là, ma quello che volevo farvi vedere è come si dispongono gli stimoli in un'immagine promozionale. Allora, non così, troppo testo. L'utente non legge, non può leggere. Poco testo, solo quello che serve. L'utente interessato cliccherà sul link, entrerà sulla pagina, entrerà sul sito, ci chiamerà, ci manderà un messaggio, ci manderà un'email. Lì poi si lavora di contenuto. Ma su attirare l'attenzione io non posso farlo con 10.000 stimoli. Più stimoli metto, più divido l'attenzione. Non va bene. Quindi, vabbè, ovvio che l'immagine, anche in questo caso, deve essere grande. Ma che cosa devo fare? Quello che è il mio consiglio, cioè una ricetta che va grosso modo bene, è immagine con uno stimolo. È inutile mettere 15 stimoli. Il ragionamento è lo stesso, ma anche per l'immagine, così come il testo, metterò uno stimolo. Più cose metto, più divido l'attenzione. Il titolo, o titolo e sottotitolo, deve essere sufficiente per capire il contenuto della comunicazione. Deve essere motivante. Io ora ne ho messo uno molto ampio, ma giusto per capirci. Il titolo non dovrebbe mai avere più di 16 parole, questo è un parametro che a volte si usa nel copywriting, perché dopo 16 parole, non è che 17 vada male, ma 16 parole inizia a diventare lungo, l'utente deve leggerlo, capire fino in fondo. Come usare la mente per cambiare, è motivante, è breve, non fa capire quasi nulla, è un titolo che punta a platee grandi o piccole? Grandi, cioè, punta a coprire quasi tutti. Cosa banale, mettete i vostri contatti in grande. Non deve essere l'utente entrare nel sito, poi sulla pagina contatti, poi sfogliare. Deve essere tutto immediatamente chiaro. Tanti utenti si scocciano o non capiscono come si entra sul sito. Per cui se voi avete anche un numero di cellulare o una mail, la persona può tirare sul telefono e contattarvi. Se invece il vostro contatto è nei commenti, è nella pagina, bisogna fare già 2 click, avete già tolto tranquillamente il 70% dei click. Tantissimo, cioè non ce lo possiamo permettere. Quindi così si usano le immagini su Facebook, non deve essere troppo più complesso di così. Domanda. Tornando all'esempio di prima, quella dell'immagine del martello, ho visto che È un po' una comunicazione rozza, no? Mi rendo conto. ho visto Martello. che è uno screenshot direttamente dalla bacheca, diciamo così, Sì, reale. sì. È un link a un articolo. Conosco infatti anche la pagina della bacheca, mi domando proprio tecnicamente, quello è una condivisione dal sito, cioè Sì. è un link dal sito, quindi è il blog post con Sì. l'immagine del blog post, con il titolo del blog post rilinkato sulla bacheca Facebook della pagina.
Sì, sì. Quindi l'immagine in realtà me la creo perché la trasporto dal mio blog. Perché Facebook capisce qual è l'immagine che hai messo sul tuo blog, quindi sul tuo blog non metterai l'immaginetta perché ti piace l'immaginetta, metterai l'immagine grande. Certo. E Facebook in automatico ti metterà l'immagine grande. Si può anche cambiare questa cosa, però dato che ci siete, mettete l'immagine grande. Tecnica perché quello Sì. era un link preso da Sì. un sito. Questa è un'immagine, questa è una foto, per esempio, potrebbe essere una foto. Quella di prima è un'immagine che è tratta dall'articolo. Un articolo con un contenuto e ci metto l'immagine grande. In ogni caso, non c'è una situazione in cui va bene l'immagine piccola, per cui è una cosa che tecnicamente dico per tutti i tipi di post. Qualcun altre domande? Ok. Titolo grande, vi consiglio da 1 a 6 parole, comunque vi consiglio, se non avete un sottotitolo, di non superare le 16 parole, diventa troppo faticoso, ok? Come usare la mente per cambiare, sono 6 parole, va bene. Vabbè, è chiaro che se c'è un'iniziativa dovremo mettere tempi, luoghi, il professionista di riferimento, i contatti. Ogni altro stimolo impegna il carico cognitivo del soggetto e riduce nettamente la probabilità di click, che è il primo parametro, è la porta d'ingresso, no? Potrebbe saltare fuori questa domanda. Io questo qui l'ho fatto con un programma di grafica. Questo l'ho scaricato, questo l'ho aggiunto io con il programma di grafica. Uno potrebbe dire, Igor, non so usare i programmi di grafica, come posso fare? Esistono queste applicazioni gratuite, quasi tutte, o almeno le funzioni di base sono gratuite. Sono siti internet, si accede, in alcuni bisogna registrarsi, in altri no. Questi vi permettono di costruire delle immagini con dei titoli professionali. Canva, Pictograph, Share as Image, PicMonkey, Quozio, Pablo by Buffer. Sono tutte cose gratuite, le trovate, si entra, al massimo vi chiederanno l'iscrizione e avete tante modalità per creare immagini efficaci sui social. Okay? Non fate l'errore di dire ho fatto la locandina cartacea e la sposto sul social, non ha senso. È molto più utile usare dei programmi che sono fatti apposta per questo strumento. Può sembrare una banalità, uno dice vabbè ma il contenuto è quello che conta, quello c'è. No, non è solo il contenuto, è importantissimo. Quozio, Pablo by Buffer, questo vi permette di fare frasi con degli sfondi. Ecco, perché sono buoni programmi? Perché vi impostano tutto bene. I titoli saranno sempre dei titoli che hanno un contrasto con lo sfondo sufficiente da mantenerne la leggibilità, i font saranno sufficientemente grandi da capirsi. Se facciamo a mano dobbiamo saperlo fare. Questi sono alcuni di questi. Sì, non so, sicuramente ce ne saranno, ho presi 6, ma a cercare. Poi magari vi do qualche sito di riferimento che io utilizzo per aggiornarmi, perché c'è un punto fondamentale che non vi ho detto all'inizio. Facebook, ma tutto ciò che attiene internet è in rapido aggiornamento. Ad esempio, le regole con cui Google mette un sito sopra e un sito sotto sono cambiate tante volte da quando è nato Google. Le regole con cui Facebook espone un post o lo nasconde cambiano nel tempo, per cui ogni tanto bisogna aggiornarci, non bisogna aggiornarsi. Un sito che vi consiglio per imparare la tecnica e aumentare esponenzialmente il numero di visite è buffer.com, anche questo è gratuito. Buffer.com, sono più le cose gratuite utili che quelle a pagamento su internet. Si possono fare grandi cose veramente con costi bassissimi o nulli. Buffer.com è un sito in cui trovate degli aggiornamenti su come scrivere i titoli. Come? Che sarebbe questo qui, Buffer è questo. Pablo è un'opzione di Buffer. Buffer.com scrivere titoli, scrivere contenuti, scrivere tecniche di conversione che poi vedremo, c'è quasi tutto quello che serve. È in inglese ma è aggiornato e funziona proprio bene, ok? Questa parte è chiara? Ok, andiamo avanti. La gestione di feedback. Ecco, qua bisogna essere bravi a gestire le obiezioni, perché gli utenti si sentono di dire quello che pensano e tante volte sono commenti anche di tipo negativo. Se lavorate bene saranno tendenzialmente positivi, ma Facebook appunto è grandissimo, quindi c'è chiunque dentro e potremmo trovare commenti di tutti i tipi. Gli utenti scrivono su Facebook di tutto, finché Facebook non li censura. È sempre consigliabile rispondere ai dubbi degli utenti e a tutti i feedback. Può venire la tentazione di dire no, vabbè no, questa cosa qui c'è che la rispondo a fare. In realtà la cosa che vi consiglio è di rispondere proprio a tutti, almeno in prima battuta. Poi ci sono utenti che stanno così tanto tempo su Facebook che non potete stare lì all'infinito, però. Tutte le obiezioni vanno gestite, anche quelle senza fondamento. Le obiezioni si gestiscono tutte, non ci sono obiezioni che hanno senso e quelle che non hanno senso. Cioè, o meglio, esistono, ma dobbiamo gestirle entrambe.
Ora andiamo a un punto fondamentale. Voglio farvi vedere una statistica che è stata fatta sul New York Times che ci spiega in breve, un'indagine su decine di migliaia di soggetti, quali sono i motivi per cui le persone condividono un post. Io vi ho detto prima che quando lanciamo un post, il fatto che la curva sia virale, cioè che porti a un'esposizione esponenziale o minima, dipende dalla qualità del post, ok? E da quanto gli utenti vanno a condividere, a mettere mi piace, a commentare. Ecco, questa è una statistica sulla psicologia della condivisione online. Ci sono fasce della popolazione che condividono di più, altre di meno. Statisticamente donne tra i 40 e i 50 anni sono la parte della popolazione che condivide di più, mediamente, e questo tipo di motivazioni sono i motivi fondamentali. 50% condivide principalmente i contenuti che ritiene divertenti. Qual è la psicologia che c'è dietro questo ritenere divertente un certo contenuto? Mostrare agli altri quanto l'utente intelligente o divertente condividere un certo contenuto significa comunicare il proprio stile di umorismo. 50% perché? Perché l'utente su Facebook non va per cose serie mediamente. 2. Definire se stessi, vedete che al 68%. Condividere un certo messaggio, una causa, una frase è un modo per definire la propria identità online, per dire a tutti io sono o condivido questo tipo di messaggio. La persona mentre condivide definisce la propria identità online. Non apriamo parentesi sull'identità online perché potrebbe essere lunghissimo. Relazioni, autorealizzazione, sono riuscito a laurearmi per esempio, autorealizzazione, supportare una causa, vedete che è l'84%. Questi sono i motivi. Ma sapere i motivi ci serve fino a un certo punto se non abbiamo una strategia in mente. Sappiamo che questi sono i motori, ma dobbiamo sapere essenzialmente due cose. Cioè, prima che il nostro utente entri nel sito e quindi prima di esporre l'utente a un'offerta di qualche tipo, e la porta d'ingresso qual è? Principale, il nome del profilo, il titolo e l'immagine. Queste sono le determinanti fondamentali. Quindi io devo imparare come scegliere titoli e immagini consapevole del fatto che il mio utente su Facebook è probabilmente al bar o probabilmente è un contesto in cui la sua attenzione non è totale. La maggioranza degli utenti Facebook non vede Facebook dal computer, ma ormai lo vede dal cellulare. È una grandissima quantità, per cui sappiamo che un conto è vedere le cose sullo schermo, attenzione ampia, sono sul compito, un conto è essere magari in un altro contesto e fare questo. Per cui la nostra abilità fondamentale è catturare l'attenzione, quello è il punto. Per cui il titolo e l'immagine sono determinanti per vincere la battaglia dei click. Ci sono migliaia e migliaia di post, alcuni emergono, altri non emergono. Quindi andiamo a vedere un po' la produzione dei contenuti. Cioè io apro il mio profilo, ci metto la mia foto, ci metto chi sono, ci metto i servizi che offro, ci metto qualche link al mio sito per fare riferimento. Sì, ok, ma se devo metterci contenuti tutti i giorni, dove li vado a pescare? E ora vi dico quali sono i principali contenuti che io consiglio di mettere all'interno del profilo Facebook. Tutto dipende dalla strategia di marketing, è un concetto molto più ampio, però secondo me i punti principali, se volessimo semplificare, sono questi 5 contenuti: articoli di blog, email marketing, video marketing, ebook, contenuti dal vivo. Ci vediamo a Mestre il 2 dicembre, no? Per fare questa attività, ad esempio. Ecco, di queste 5 attività, ognuna di questi contenuti, che è solo una categoria, deve portare alla call to action. Call to action significa richiedere all'utente di compiere un'azione all'interno del sito internet o all'interno della pagina Facebook. Chiedergli di scaricare un contenuto, chiedergli di scaricare un volantino, chiedergli di iscriversi alla newsletter, esporlo a un certo servizio. La finalità in certi casi è solo informativa, in altri deve per forza portare alla call to action, cioè chiediamo all'utente di fare qualcosa. Per cui ognuno può puntare a uno o più di questi elementi. Cosa intendi per contenuti dal vivo? Cioè sono qua, faccio la foto, che bello questo incontro oggi all'OPV. Quello lì è una foto, sì, è una... Quello lì siamo qui, self-fulfillment. No,
contenuti dal vivo significa il 3 marzo facciamo un incontro sulla psicologia della nutrizione e impariamo come gestire la fame compulsiva. Invento. Quindi mostro una foto o un contenuto in cui chiedo alle persone di incontrarmi, un incontro gratuito, un incontro a pagamento, è un contenuto dal vivo, quindi io mostro un qualcosa che si fa dal vivo, non clicca sul web e trovi cosa c'è scritto. Ok? Comunque, articoli su articoli di blog. Come superare l'ansia da esame? Mi sto inventando al momento. Come superare l'ansia da esame? Clicchi, c'è un articolo che lo spiega o spiega una parte di tutto ciò. Tutte e due si può fare. Fatto sta che se scritto da altri tenderà a ridirigere l'attenzione verso altri. Per cui sì, si può fare, però non sempre, cioè, all'infinito ha poco senso. Perché se io metto l'articolo di qualcun altro, l'altro metterà la sua call to action, non la nostra. Quindi sì, se condivido cose interessanti aumento l'attenzione, ma non faccio chiamata all'azione. Email marketing, ovvero do un contenuto gratuito all'utente in cambio dell'iscrizione online. Se io scrivo su internet, ciao, sono il dottor Tizio Caio e ti vuoi iscrivere alla mia newsletter così ti mando gli aggiornamenti dell'email? No, come no? Era interessantissimo. No, vabbè, quello che voglio dire è se io non do niente in cambio all'utente per l'iscrizione alla newsletter, tendenzialmente non lo farà. Farete 10 iscritti, 100 iscritti, l'email marketing non funzionerà. Quello che invece funziona con l'email marketing è creare un contenuto di valore, quindi io consiglio un ebook, 30-40 pagine, o una serie di video, in cui si informa la popolazione o gli iscritti di un certo tema. Per esempio, voglio proporre degli incontri per insegnare le tecniche di training autogeno. Beh, ho due strade. Potrei mettere la mia solita locandina e dire dottor Tizio Caio fa tecniche di training autogeno, questo è il costo, questo è l'incontro, che è una modalità un po' diretta, un po' di volantinaggio, e che funziona poco, dal mio punto di vista. Un'altra strategia è questa. Offro una parte di quel contenuto gratuitamente online, che siano delle istruzioni scritte o che sia un video, do questi contenuti online all'utente. Come faccio però a coinvolgerlo in maniera particolare? Lo faccio con l'email marketing. Ad esempio potrei dire, anziché vediamoci al corso, questa è l'iscrizione che è molto vendita, no? Molto vendita diretta, io potrei dire, email marketing, vuoi vedere un'ora di lezione sulle tecniche di training autogeno? Vuoi imparare a che cosa servono le tecniche di training autogeno? Dico training autogeno, può essere qualsiasi cosa? Iscriviti alla newsletter. Creiamo già una motivazione in più. Il numero di utenti che entra nella newsletter sarà molto più alta. Per cui io faccio un contenuto che sia il meglio che riesco a fare, il migliore possibile, ma comunque limitato, e lo vado a dare in cambio dell'iscrizione email. Cosa succede? Succede che in questo modo noi riusciamo a creare una lista di persone interessate che tenderanno a essere aggiornate dai nostri contenuti. Questo permette di mantenere vicino l'utente alla nostra piattaforma web, perché saremo noi a aggiornarlo volta per volta. C'è una cosa molto vera dell'attività su internet. L'attività su internet funziona così, quando dobbiamo promuovere un servizio. Se noi abbiamo un sito internet e promuoviamo dei servizi e basta, è molto probabile che l'utente cosa faccia? Entra la prima volta, vede il sito, per lui sarà un sito nuovo, vede i servizi, non acquisterà. Perché non acquisterà in prima battuta? Perché il nostro livello di fiducia nei confronti di brand nuovi, immagini nuove, è basso. Se entro in un sito di un professionista sconosciuto, non so, voi come scegliete il medico, il commercialista, passaparola, ok? O come? C'è qualcuno che l'ha cercato online? Qualcuno ha trovato commercialista online? No? Ok. Questo accade perché la maggioranza dei siti non ha strategie per mantenere attive le persone all'interno di una piattaforma. Mediamente l'utente non acquista al primo ingresso sul sito. Come posso fare io a far sì che l'utente torni sul mio sito 4, 5, 6, 7 volte e che il livello di fiducia aumenti? Perché se la persona entra di primo impatto la fiducia è mediamente bassa, dipende un po' da noi però, all'inizio è così. Posso farlo con l'email marketing, cioè se io lancio il sito e non parto in prima battuta in modo aggressivo, cosa che non è né bella né utile, cioè dicendo vuoi il corso compralo, vuoi questa consulenza acquistala, che insomma non è il massimo della vita, posso dire ti interessa questo tema? Sei entrato su questo sito perché probabilmente ti interessa questo tema? Scarica questo contenuto gratuito. Lascio contenuto gratuito, creo reciprocità con l'utente
E dopo che ho creato reciprocità con l'utente, cosa posso fare? Posso aggiornare la persona una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane. Cosa sta succedendo nel frattempo? Se metto dei contenuti buoni, il livello di fiducia sale. Se il livello di fiducia sale, la probabilità di contatto sale. L'email marketing è una modalità che può essere approfondita e che ci serve a tenere l'utente collegato con la nostra piattaforma. I brand che piacciono perché sono molto esposti. Più una cosa è esposta, più familiare e più quel senso di paura e di sfiducia verso lo sconosciuto diminuisce. Quindi, tutto ciò che è importante è che ovviamente articoli, email marketing, video, ebook, contenuti dal vivo non siano finalizzati a se stessi. Cioè devo parlare un po' di quei contenuti che voglio andare a proporre. Se io non vendo servizi legati al training autogeno, è inutile che faccia un video su questo. Cioè, è informativo, non è completamente inutile, però non ha la call to action, non ha la chiamata all'azione dopo, per cui bello informativo, ma non è marketing oriented. Per cui dobbiamo, quando andiamo a scrivere un articolo, un video, un contenuto da condividere o altro, dobbiamo far sì che il contenuto sia in linea con la call to action. Se io vi dico che voglio fare un articolo e chiamarlo Le teorie dell'attenzione. Le teorie dell'attenzione, a parte che è un titolo che nessuno cliccherebbe, per quanto ci possa piacere, non fa venire in mente nessuna chiamata all'azione, non ci fa pensare a nessun tipo di servizio da offrire. Se invece scrivo un titolo come Perdo l'attenzione facilmente, cosa significa? Beh, è chiaro che la chiamata all'azione è molto più possibile in questo caso. Il titolo scritto in prima persona è molto efficace. Perché? Perché è molto efficace? Perché l'utente quando scrive su Google, non so, ma anche a me è capitato, capita un po' a tutti, a volte fa proprio delle domande a Google. Psicologia dell'ansia, oppure disturbo di ansia generalizzato, cosa significa? Scrive così. Io ho tantissimi utenti sul mio sito, perché poi le statistiche, no, che mi permettono di accumulare, che sono scritti in prima persona. Ci sono un sacco di utenti che scrivono sono troppo gelosa, lo chiedono a Google e arrivano su un articolo. Il fatto di scrivere il titolo in prima persona cambia un po' le cose. Teoria dell'attenzione invece cosa vi fa venire in mente? Pesantezza, il libro di psicologia generale, molti utenti neanche quello perché non l'hanno visto il libro di psicologia generale. Altra cosa da dimenticarci, spesso parliamo solo di ciò che ci piace. Anche questa cosa, per quanto riguarda il marketing, non è molto utile. Non è molto utile perché ciò che piace a noi potrebbe non piacere all'utente. Dobbiamo sempre chiederci che cosa l'utente clicca di più. Ci sono tanti modi per capire se un contenuto è adeguato. Se fa 10 visite, 1000, 10.000, io capisco se interessa o no. Regola numero 2. Il testo deve essere capito da tutti. E quando dico da tutti significa che dovete tararvi mediamente, oltre a questa è una regola che si usa anche in comunicazione televisiva, su un ragazzo di 14 anni. Deve essere comprensibilissimo. Meno la cosa è chiara, più tagliate inutilmente il target. Tagliare inutilmente il target non serve. Ho visto articoli sulla mitologia greca e sulla rilevanza della psicologia legata alla mitologia greca. Interessantissimo. Però quanto taglia questo articolo sulla popolazione? Devi essere interessato alla mitologia, devi sapere che cos'è, devi essere interessato alla psicologia e alla relazione tra queste due cose. Abbiamo già 4 filtri tra l'utente e il click, tantissimo. Se invece dico perdo l'attenzione facilmente, sì, sto tagliando il target, perché chi non perde l'attenzione non ci cliccherà, però lo sto tagliando in maniera utile, cioè la persona che clicca è potenzialmente interessata a un servizio per rafforzare potenzialità attentive. Qui lo taglia a caso, è informativo fino a se stesso. Avete un dubbio, posso esservi utile? C'era qualcosa che vi incuriosiva? Ok. Domanda. Oh, scusa. Buono. Prima, seconda persona, buono. Terza persona, il voi, no, okay. No, prima persona è buono perché le persone su Google dicono perdo l'attenzione, cosa devo fare? Lo chiedono a Google e finiscono sul vostro titolo in questo senso. Seconda persona è molto buono perché dà molto senso di sto parlando proprio a te, ok? Quindi è molto buono. Vi sconsiglio tutte le cose più astratte del mondo, deve esserci una rilevanza. Poi vediamo le tecniche.
Un concetto alla volta è una regola importantissima. Come affrontare la bulimia personalizza bene. Se dicessi come affrontare la bulimia e l'ansia non avrebbe senso. Divido l'attenzione, deve esserci un tema solo. Inoltre, come affrontare i disturbi alimentari personalizza poco gli utenti, non crea un senso di personalizzazione all'utente. Come affrontare la bulimia è già molto meglio perché fa riferimento al focus. Per cui cosa bisogna fare come prima cosa? Definire la tua chiamata all'azione, cioè cosa vogliamo che l'utente faccia all'interno della nostra pagina web, perché in fondo se io non definisco l'obiettivo, la comunicazione che ne può derivare è casuale, è un po' basata su quello che ci piace di più. Quindi quali sono le chiamate all'azione che possiamo raggruppare, le più utili? Beh, per tutti quelli che fanno psicologia clinica una chiamata all'azione ovvia quale potrebbe essere? Telefona per un appuntamento. Poi qui ci sono i vari filoni, no? Telefona per un appuntamento gratuito in prima battuta oppure no. Sono pensieri diversi, poi ognuno fa come ritiene più utile. Oppure, che cos'altro potrebbe chiedere una persona che fa psicologia clinica? Incontri di gruppo su un certo tema? Potrebbe fare terapia di gruppo? Se uno fa psicoterapia potrebbe richiedere una consulenza di psicoterapia. Per chi lavora in azienda? Quale può essere una chiamata all'azione utile? Qualsiasi altro servizio. Abbiamo però visto che queste sono chiamate all'azione dirette, sono chiamate all'azione che portano l'utente a dire vabbè c'è questo servizio, se lo vuoi lo acquisti, che è molto diretto. Tutte le altre chiamate d'azione che vi consiglio di aggiungere sono scarica questo materiale gratuito lasciando la mail, che è fondamentale secondo me, perché vi permette di mantenere l'attenzione degli stessi utenti, di accumulare liste di mail e quindi di aggiornarle costantemente. Oppure, vedi questo video su. Ecco, l'email è utile perché gli mandiamo dei messaggi, possiamo poi mandare dei messaggi agli utenti personalizzati. Il video però è ancora meglio, è più impegnativo ma è ancora meglio, perché fateci caso, se io do un foglio di carta da leggere, che livello di impegno sto chiedendo al soggetto? Discreto, deve prendere, scaricare, leggerlo, capirlo e dopodiché eventualmente ci contatta. Inoltre c'è un altro punto, se io do un PDF da scaricare, ci potrebbe essere una tendenza, sicuramente c'è, di dire vabbè lo scarico, poi me lo stampo, poi lo leggerò. Probabilità di lettura a zero, no? Non esageriamo, zero è proprio zero, però è chiaro che c'è tantissima gente che si perde per strada. Il video invece è un po', prendete una metafora, no? Prendo la TV, no? Clicco, play e poi guardo. È molto più efficace perché chiediamo un livello di attenzione minore al soggetto. Io nel video posso mettere slide che cambiano, testi, cambi di visuale, che aumentano il livello di attenzione. Invece sul testo uno deve metterselo e leggerselo, può essere stanco, insomma. Il video clicco e va. Quindi cioè, con un link diretto, un video con un link diretto va a vedere quell'argomento che gli avevi anticipato. Sì, uno dei modi è mettere il link diretto, un altro dei modi è mettere il video dentro la pagina web. Perché io potrei fare? Esatto, bisogna incorporare, io potrei dirlo, voglio spiegarti le tecniche di rilassamento, prendi un paio di cuffie, ascolta le mie parole, eccetera, eccetera. È chiaro che tutto ciò posso farlo in due modi diversi. Il primo è mettere link su Facebook, solo che Facebook, qual è il problema di Facebook? Io metto il video su Facebook, sopra c'è un altro post, sotto c'è un altro post, di lato c'è l'amico che ti chiede se vuoi uscire, sopra c'è il messaggio, di lato c'è la notifica, livello di attenzione del soggetto concentrato o diviso. Però c'è da dire che quando apri il link apri solo la modalità video. Quando lo apri dentro. Se io apro Però e mi incuriosisce e apro il video con il tastino di play, mi diventa full schermo. sul cellulare? Sì. Sì, è chiaro, sul PC però, che comunque sono molti di meno ma esistono, ci sono le notifiche sopra, c'è il numerino sopra, vi assicuro la percentuale di successo è minore. E soprattutto, sì, sai perché non è solo questo il punto. Allora, se io apro un video, no? Ok. Da questo video io voglio che l'utente faccia qualcosa, ok? O che magari clicchi da qualche parte o che magari mi lasci la mail. Io ho il video su Facebook, di lato posso avere distrattore, sono sul cellulare, esce la funzione video. Rimane lì.
Se io sono sulla pagina, tutti i distrattori li tolgo, ma soprattutto la cosa più utile è che sotto posso mettere un tasto di chiamata all'azione. Vedi il video, vuoi scaricarti il programma formativo? Clicchi qui sotto, ce l'hai sotto. Su Facebook devi uscire, devi entrare sul sito, sono 2 passaggi, ma già ti riducono la call to action. Per questo che dico che è differente. Poi sono entrambe cose vantaggiose. Però se l'obiettivo è la call to action, Facebook può avere dei distrattori sulla versione PC, che possono distrarre l'utente e quindi non far vedere tutto il video fino alla fine. Diventa anche più difficile definire una chiamata all'azione, cioè dire caro utente iscriviti alla newsletter per esempio, o leggiti questo contenuto, perché ha più click da fare. E come faccio ad utilizzare allora i video su Facebook? È molto facile, fai un articolo sul sito internet con l'immagine che abbia un segnale play, clicchi, vai sulla pagina, esatto, vai sulla pagina che a quel punto avrà il video incorporato e sotto il tastone, è tasto grande, tasto di chiamata all'azione, mi raccomando grande perché più è piccolo minore la possibilità di click. Domanda? Ritorniamo però alla logica che è la statistica che il 90% delle visualizzazioni ormai in generale di siti e non avviene tramite smartphone. Mi si ripropone il problema Del video. download, del call to action e cioè, tutto il resto. Perché se Dipende. tutto viene Allora, il video è il problema sullo smartphone è che ti ruba megabyte. quello, ma non riesco a farmi da PC mi faccio lo scarico, lo salvo, oppure sono sul sito direttamente. Qua io uso, siamo sul presupposto che io uso la pagina Facebook che avrà un post con il link al mio sito e il sito avrà nella page il video. Col tastone. Esatto, certo. Anche Sempre. comunque sono più passaggi, perché se mi tolgo i distrattori di Facebook per cui voglio farlo andare sul sito mi alza comunque le visualizzazioni, per cui mi aumenta il ranking e tutte le altre cose che ci sono. Aumenta il ranking se il video è di buona qualità e mantiene l'utente sufficientemente a lungo dentro la pagina, perché se hai delle visite con pochi click... Sul sito fa la differenza. Sì, anche il numero di click, certo. Esatto, però bisogna tenere in considerazione i numeri. I numeri ci dicono che dall'85 al 90% di consultazioni web avviene da qua. 85 a me risulta di meno, comunque salirà. 85-90. Allora, a parte che questo discorso è una media, per cui la cosa che dovete fare è vedere sul vostro sito quante persone sono, perché può essere la media anche il 100, ma se io ho 50 dal PC e 50 da qui, io ho 50 e 50 sul mio sito. Su Facebook è soprattutto questo. Ma infatti il video non è l'unica modalità, ha il vantaggio che ti presenti di persona, sei tu che parli, è un po', non è come se incontri una persona, però è diverso da un testo. Il testo dipende, se è un PDF devi metterlo, scaricarlo, visualizzarlo, improbabile. No, poi il PDF dello smartphone lo devi ingrandire. Dipende da qual è il tuo obiettivo, il video ha dei vantaggi e degli altri svantaggi, è chiaro che con lo smartphone. Però il punto vero è sì, farsi queste domande, ma poi misurare i parametri. Quanti si iscrivono? Il video quanto a lungo lo vedono? Questi sono tutti i parametri che devi misurare. Ora, secondo me è sbagliato dire a priori, dato che c'è lo smartphone, la versione video sicuramente non funziona, perché video Facebook funziona benissimo. E dobbiamo misurare tutto, però ci arriviamo un pezzo alla volta, nel senso che devo misurare quanto il contenuto è efficace. E a volte lo fai con i video, a volte lo fai con i testi. Volevo solamente focalizzarmi sul punto che il testo necessita un livello di attenzione più alto del video. Poi il video ha altri limiti, perché se questo funziona in termini di megabyte spesi, è ovvio che un video ne spende di più di un testo, per cui potrebbe essere sconveniente in certi casi. È ovvio che dipende molto da tanti fattori, però ecco, l'errore è non farli questi contenuti, secondo me. Quello è il primo errore. No, una domanda, il referente che una persona può essere un gruppo, un'associazione? Il referente come soggetto che invia messaggi? Esatto. Sì, è chiaro. L'associazione che obiettivi ha? Veicolare l'attività di psicologia. Ok. Beh, vabbè, la Facebook è uno strumento che va benissimo per questo tipo di attività. Veicolarla così a fine informativo puro? Beh, non solo, anche avere poi degli utenti. Ok, quindi la call to action sarà avere degli utenti in senso farli iscrivere? Oppure... Beh, anche dei pazienti, utenti, pazienti.
Quindi abbiamo una call to action informativa, vedi questo contenuto che ti può essere utile, gratis. Oppure richiesta di aiuto più approfondita, e quello è un altro tipo di call to action. Io vi sto dicendo usatele entrambe, perché fare solamente questo servizio significa fare vendita pura, che io vi sconsiglio. Perché il punto non è fare vendita pura, il punto è creare adesione, consenso, avvicinare le persone. Allora andiamo a vedere nello specifico come posso creare attenzione. Ora vi darò delle categorie ampie di fattori che possono creare interesse. Sappiate che appunto sono categorie e sono ampie, ma possiamo declinarle in maniera più specifica. Temi che funzionano bene. Successo relazionale, relazioni di coppia, relazioni con persone, è un tema che funziona quasi sempre. È chiaro che questo lo possiamo declinare in 1000 modi diversi. Successo relazionale, ok? Dal come affrontare la timidezza a temi di sessuologia, vedete, sono temi molto diversi tra di loro, ma fanno tutti riferimento all'area relazioni. Area relazioni funziona quasi sempre, come area generale. Successo professionale funziona bene, salute funziona molto bene, temi divertenti sì, ma è difficile legarlo ad alcune delle nostre attività. Curiosità e classifiche. Temi curiosi che la persona potrebbe non conoscere funzionano molto bene e le classifiche funzionano benissimo. Le classifiche hanno una percentuale di click altissima, quindi se noi rimaniamo all'interno di queste aree, grosso modo come temi sono temi che funzionano. Come posso andare a disporli? Certo, io posso sempre fare dei soliti articoli in cui descrivo delle cose e va bene. Una cosa che vi consiglio di mettere sono questi elementi qui. Primo, materiali gratuiti, l'abbiamo già visto. Vedi questo video su questo tema, scarica questo ebook. Esempi è un'altra parola molto forte perché l'utente tende mediamente, ma anche questo è vero nello stereotipo della psicologia, tende a percepire lo psicologo come una persona che tendenzialmente parla e parla di cose teoriche. Far vedere degli esempi o degli esercizi è qualcosa di molto persuasivo e motivante nei confronti dell'utente, perché è come se ci fosse qualcosa di molto pratico da fare e questo attira un sacco l'attenzione. Checklist, quindi elenchi puntati con liste di caratteristiche, potentissimo, perché? Perché è immediatamente chiaro, perché parcellizza l'attenzione in un set di elementi. Classifica anche funziona bene, sebbene sia una cosa un po' fine a se stessa. Ora ci arriviamo. Pressione temporale significa che nel titolo includerò degli elementi che mettano in qualche misura desiderio di aprirlo subito. Ora faccio vedere con degli esempi. Allora, se prendete queste parole in sé, ecco, queste parole ho osservato che nei titoli funzionano discretamente bene, sono mediamente cliccate molto dagli utenti di psicologia. L'ho osservato con una serie di statistiche, ma vi spiegherò anche perché, cioè qual è il motivo psicologico per cui certe parole sono più efficaci di altre. Ricordiamoci sempre, quando scriviamo per l'utente non scriviamo tecnico, quindi quello che vi dirò non è necessariamente impeccabile dal punto di vista teorico, ma noi dobbiamo scrivere per l'utente, non per i colleghi. Per i colleghi scriveremo in un modo, ma per l'utente scriveremo in un altro. Ma sentitevi liberi di aggiungere tutto quello che percepite su cosa richiede il vostro utente, perché ognuno di noi può avere un target anche leggermente diverso. No? Io faccio principalmente formazione, è un discorso, c'è chi fa solamente clinica, è un altro. Queste parole sono parole che ho visto che funzionano piuttosto bene, non sono tutte, ma... Allora, cura, terapia e rimedi. Rimedi è una parola che ho osservato che gli utenti utilizzano moltissimo vicino a disturbi di tipo psicologico. Disturbo d'ansia generalizzato, rimedi. Disturbo ossessivo-compulsivo, rimedi. Disturbi alimentari, rimedi. Secondo voi l'utente che scrive cura e terapia, cura vuole essere guarito, terapia già si sta avvicinando alla psicoterapia, rimedi secondo voi che cosa sta pensando? L'utente che dice io voglio un rimedio... Yes, vuole una cosa naturale. Come un'omeopatia. Ecco, questo forse cosa ci fa capire un pochino sulla percezione dell'utente? Che non vuole gli effetti collaterali. Che non vuole gli effetti collaterali? Secondo voi... salutari, non portano ad effetti sgradevoli, spiacevoli, non fanno male, per definizione. Non fanno male per definizione? Secondo me hanno pensato allo psicologo, rimedi? No. Ok, attenzione. Rimedi della nonna. Sì. Un'automedicazione.
Quindi quando andiamo a scrivere un titolo o con un disturbo di tipo psicologico o una caratteristica che vogliamo, in cui vogliamo aiutare l'utente e usiamo la parola chiave rimedi, facciamoci questa domanda: qual è il punto di partenza dell'utente che scrive rimedi? E facciamo estrema chiarezza su che cosa, su certi tipi di problema possa essere fatto o no, perché tante cose, ecco, ho visto persone che hanno cercato rimedi per i disturbi più improbabili, per cui attenzione, voglio curare, domanda. Stessa cosa sul cosa fare allora, perché gli do l'automedicazione. Eh sì, no, bisogna essere bravi. Io so che il punto di partenza dell'utente è cosa fare, però poi devo aiutarlo a capire che il punto non è una checklist di 5 elementi, il punto è, in determinati casi, contattare un professionista. Però io so che il punto devo avere l'umiltà di sapere che il punto di partenza dell'utente è questa. Ho questa situazione, cosa devo fare? Poi, con il testo, porto l'utente a dire, no, vabbè, per questo tipo di situazione ci vuole la psicoterapia, ad esempio, per questo tipo di situazione ci vuole l'aiuto di un esperto. Però è chiaro che non posso fare finta che il punto di partenza per l'utente sia disturbo d'ansia generalizzato, come incontrare uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Non è questo il punto di partenza per la media degli utenti. Il punto di partenza è cosa devo fare. Quindi dobbiamo accettare il fatto che l'utente parta con questo linguaggio qui. Altra classe di elementi, perché le cause funziona benissimo. Vi è mai capitato di avere in consulenza di psicologia clinica una persona che viene da voi e che ha un problema e che la sua preoccupazione principale, a volte sembra l'unica, è capire perché? Perché siamo arrivati a questa situazione? Poi sembra che non voglia neanche superarlo, il punto è voglio capire perché. Questo tipo di richiesta deriva dal fatto che l'utente medio percepisce questo. Beh, se c'è un problema ci sarà una causa, se elimino la causa ho risolto il problema. Questo è vero, è pensato da una serie di approcci in psicoterapia, da altri così così. Ci sono approcci che si basano più sul perché e sulle cause e altri che lo fanno di meno. Fatto sta, a prescindere dall'approccio che utilizziamo noi personalmente, perché le cause è un dubbio ancestrale che molti utenti si chiedono. Mi è capitato di fare un articolo che poi è diventato molto virale, le cause della dipendenza affettiva e dell'amore romantico. Milioni di visite. Perché le cause attirano molto l'attenzione. Altri articoli sulla dipendenza affettiva funzionavano peggio. Cosa fare, come fare, rispondono al bisogno di pratica dei soggetti. Ricordiamoci sempre di non fare il classico articolo in cui questo è l'elenco dei sintomi e queste 5 sono le soluzioni, perché sappiamo che non è così. Dobbiamo solo pensare però che l'utente parta da quell'idea lì. Consigli. Mai successo che qualcuno vi chiami dicendo no, ma io non voglio fare la consulenza, volevo solo un consiglio. Non è successo? A me su Facebook capita molto spesso che ci siano richieste di questo tipo. E dipendono dal fatto che la persona ancora non si sta mettendo in gioco. Anche qui abilità a spostare l'attenzione dopo su qualcos'altro, ok? Bisogna essere bravi, Bisogna essere bravi a essere una via di mezzo, perché se si danno consigli a caso. Esempi, esercizi, ecco, esercizi ci dà un'idea molto meccanicistica, no? Se faccio questo accadrà altro. Dobbiamo sempre associare questo tipo di idea a un'evoluzione. Rischi, diagnosi, sintomi, significato e interpretazione, questi fanno riferimento al bisogno di comprensione che il soggetto ha. Psicologia è una parola potente. Titolo storytelling, che cos'è il titolo storytelling? È il titolo che vi dicevo prima, in prima persona. Mi ha lasciato il ragazzo, cosa devo fare? Sono troppo gelosa, perché? Sono titoli storytelling, no? Titoli storytelling cliccatissimi, sono troppo gelosa, titolo cliccatissimo. Storytelling perché iniziano come se una persona stesse parlando in prima persona, come se stesse raccontando una fetta di storia. Test, qui capiamo tutti le ovvie precauzioni. Cervello, scienza, morte, bambino, urgenza, tipi. Urgenza, c'è una slide su questo che vedremo. Allora, mi devo focalizzare su tipi anche. Tipi perché è importante? Secondo voi? Per far identificare. Per far identificare? Però tipi cosa fa? La parola tipi. I 6 tipi di sogni più frequenti. Cosa fa la parola tipi? Risponde al bisogno Categorizza? di diversificazione comunque. Bisogno di diversificazione, ma è come se organizzasse la complessità in qualcosa di più semplice. Se la mia persona entra sul sito internet e ogni volta gli dico guarda, questo è un problema, ma le cause del problema dipendono da A, B, C, D, E, F, G, H. Le modalità di soluzione possono essere A, B, C, D, ma in realtà è più complesso perché
sto rendendo tutto troppo complesso. L'utente ha bisogno di semplificazione all'inizio, poi siamo noi consulenti a far capire bene le cose dopo, ma all'inizio ha bisogno di semplificazione e la tipologia categorizza in una certa quantità di elementi e quindi semplifica il discorso. Io all'inizio devo semplificare il discorso. Più lo rendo complesso, più aumento il carico cognitivo, meno click avrò. Quindi i punti sono divertimento, curiosità, classifiche, lo abbiamo visto, materiali gratis anche, ecco, andrei su pressione temporale che può essere interessante, la pressione temporale lo utilizzo in alcuni casi, li utilizzo su titoli di articoli che hanno all'interno qualcosa di spiacevole, tipo usando la particella alla fine dell'articolo in tempo, prima che sia troppo tardi, è un qualcosa che crea pressione temporale. Come riconoscere bugiardo patologico in tempo? In tempo queste due parole creano un minimo di pressione temporale che vi facilita un po' il click. Se io non mettessi in tempo, non creo pressione temporale. Oppure ho degli incontri, prenotazione limitata, entro una settimana, creo la pressione temporale. L'utente è molto indeciso, quindi un pochino va spinto. C'è Cristo, che questo l'abbiamo visto, io direi andiamo avanti. Ok. Il titolo storytelling, ecco, questo è molto facile. Provate a pensare a 10 frasi che dicono i vostri pazienti spesso, o che dicono i pazienti di una certa categoria molto spesso. Vi verrà facile creare dei titoli storytelling. La modalità per scrivere un titolo storytelling è una modalità che racconta una storia nel titolo. Il titolo storytelling forma una domanda proprio come la formulerebbe l'utente. Cosa significa quando sei sempre più giù? Sono troppo geloso. Io potrei fare anche articolo, si chiama solo così. Farebbe un sacco di click. Perché non riesco a fermare i miei pensieri? Ecco, magari un tecnico, uno psicologo non si esprimerebbe mai così dal punto di vista tecnico, ma non è importante, lo devo scrivere per l'utente, per come l'utente scriverebbe online. La mia ragazza mi ha chiesto di scegliere tra lei e la sua famiglia. Sono felice con il mio ragazzo, ma non sono attratta da un altro. Sono tutti titoli di tipo storytelling. Sono modalità in cui l'utente potrebbe scrivere una certa cosa, una certa richiesta su Google. È ovvio che diventa molto persuasivo se trovo il titolo corrispondente alla mia domanda. È il punto che l'utente fa domande e vuole risposte. Hai alzato la mano? No, alternare. Sì, questo è un esempio di titolo. Tutte le cose che vi sto dicendo sono esempi e non posso essere esaustivo. Soprattutto per quelli più riferiti agli utenti di consulenza clinica lo consiglio, però in altri casi non è detto che sia utile. È un tipo di titolo. Sì, bisogna capire chi è il proprio target di riferimento, perché se uno psicologo offre servizi a professionisti di una certa area, dovrà scrivere per quei professionisti lì. Per l'utente medio questo va bene, così come... per cui questi vanno benissimo per gli adolescenti, ma vanno bene anche altri. Devi fare un po' di ricerca sul web per capire. E devi prendere il linguaggio usato dagli adolescenti. Quello è fondamentale. Attenzione, il livello di informalità del messaggio ci deve essere totalmente formale il messaggio, però attenzione a non eccedere, perché altrimenti si rende tutto più complesso, si perde credibilità, perché noi rimaniamo professionisti. No? Lei dice, vabbè, il mio adolescente non parla così, parlo anch'io uguale. No, devo adeguare i termini, non devo sforare troppo nell'informalità. Sei bloccato. Aspettiamo che si ricarichi. Allora, nel frattempo facciamo un esercizio che è la slide successiva. Definite la vostra attività, qual è il tipo di call to action che potreste offrire all'interno di una piattaforma e quando ci siete alzate la mano, che andiamo avanti con l'esercizio. Che tipo di attività fate mediamente al vostro studio? Fate normalmente il vostro studio, vi occupate di psicologia clinica, rispetto a quali tipo di disturbi prevalentemente, con quale tipo di target? In breve, che cosa fate nella vostra attività di studio?
Fate tutti psicologia clinica? Ok, chi fa psicoterapia? Adulti? Adolescenti? Ok. Chi fa altro tipo di attività psicologica? Che cosa? Così così? Cosa fate? Io compro un servizio educativo. Servizio educativo, ok. E basta? Ok. Tu invece? Sì, dico principalmente, cioè l'altra attività che mi volevi dire era questa, ok. Il tuo caso? Vabbè, fino a poco tempo fa nel settore educativo scolastico anch'io, con i meridiani, con i ragazzini e più recentemente, diciamo così, più la parte social media, communication e marketing per un'azienda medicina. Ok, ora pensate ai vostri utenti e ai vostri clienti medi. Quali potrebbero essere 5 titoli storytelling che possono nascere da un'esigenza del vostro cliente medio? E provate a scriverli. Tutti quelli che vengono in mente. Io vi direi 5 per dire una certa quantità discreta. Quali sono delle domande che vi fanno spesso o si fanno spesso e con che linguaggio si fanno certe domande? Se volete potete utilizzare anche quelle parole speciali che vi ho fatto vedere sulla slide, ok? Per andare a potenziare certi aspetti. Esercizi, come fare, perché, le cause, i tipi. Cercate di scrivere 4-5 titoli, o alcuni titoli. Ok, allora, avete scritto un po' di titoli? Analizziamoli assieme. Chi vuole iniziare a leggere qualche titolo? Fatto io magari Ok, così. va bene, sì. Non ho dormito stanotte. Non ho dormito stanotte. Qual è la call to action? Cosa ci spieghiamo dentro su un articolo che si chiama Non ho dormito stanotte? Cosa ci potremmo scrivere? Qual è la curiosità sottostante l'utente? Rappresentarsi con che titolo fare che titolo mettere rispetto a questo. Sì, no, quello è il titolo. Cosa ci mettiamo dentro l'articolo? Potete anche aiutare voi. Sono coinvolta perché ho scritto Ah, sì? No, perché ho scritto il titolo, cioè adesso faccio fatica Ah, ok. a staccarmi un attimo Ok. Si possono mettere delle cause perché non si dorme, Sì. oppure dei rimedi per dormire. Sì? Sì? Oppure spiegare che cosa? Ok, che cos'è l'insonnia? Perfetto. Poi? Quali altri hai scritto? Ok, è partito. Sono sempre in ansia. Sono sempre in ansia, ok. Nel senso che io ho in mente proprio delle persone che mi dicono così, quindi Ok. ho tirato fuori questo. Potrebbe essere un titolo Sei sempre in ansia? Scopri perché. Sei sempre in ansia, scopri perché, non è uno storytelling. A cosa serve l'ansia? A cosa serve l'ansia? Che è un meccanismo. Però l'utente mediamente se lo chiede da solo. A cosa serve l'ansia? A cosa serve l'ansia? A cosa serve l'ansia? Non so se è una frase, cioè almeno a me, ma non lo so, a me non è mai capitata come frase. A cosa serve l'ansia? Di solito forse è il terapeuta che porta a spiegare i vantaggi secondari di un problema, no? Forma lo storytelling. Anche sì. È quello che facevo fatica a capire come mettere in storytelling. Come sconfiggere l'ansia è un titolo che fa riferimento al come, che non è uno storytelling, ma è una delle parole che abbiamo visto. Posso sconfiggere l'ansia? Devo capire se è un titolo scritto. Sì, devo capire se è un titolo scritto, ma si può fare. Sono sempre in ansia, cosa posso fare? Sono sempre in ansia, cosa posso fare? Molto buono. Ok, poi? Chi ne ha scritti altri? Non riesco più a guidare, non riesco più a... Benissimo, non riesco più a guidare, magnifico. Nessuno vi scriverà fobia di guidare o comunque la minore percentuale. Non riesco più a guidare, l'utente se lo chiede più così, non se lo chiede già col nome della diagnosi, giusto? Ottimo. Magnifico, non voglio più andare a scuola, 1000 like, 100.000 condivisioni, cioè, funzionerebbe benissimo con l'immagine giusta. Non riesco più a sopportare certi atteggiamenti di mio marito. Cioè,
Anche questa è un po' lunga. È un po' lunga. No, non voglio andare a scuola, volevo solo far notare un punto prima di passare a quest'altra. È un titolo molto buono, allo stesso tempo molto ampio, però il titolo ampio ha dei vantaggi. Non riesco più a sopportare certi atteggiamenti di mio marito troppo lungo. Come potremmo ridurlo? Mio marito, no, che titolo è troppo breve, no? Però il marito, ammetto che il marito è qualcosa che fa molti click. Litigo sempre con mio marito, magnifico, poi? Non ti sopporto più, un odio verso due figli. Mio marito non mi capisce, funziona benissimo, poi? Questi sono tutti i titoli storici. Non mi ascolta, ma c'è anche questo. Però vedete, chiedetevi come vi fanno... Però basta, mio marito, prendiamo anche altri soggetti. Chi ha altri titoli da condividere? Mio figlio va male a scuola, magnifico. Come? Voglio mollare tutto. Anche questo è un articolo, un titolo che può funzionare. Ricordiamoci che è molto ampio, quindi tutto, poi chi ci entra, magari tu l'hai scritto per il lavoro, lui voleva lasciare la ragazza. Cioè dobbiamo capire, dobbiamo anche un pochino specificarlo. Poi altro? Sono sempre triste. Sono sempre triste, magnifico. Qualcuno più felice? No, scherzo. Però sì, no, che mi rendo conto. Come? Sì, scherzavo. Personalmente mi è capitato spesso, voglio tornare a stare bene come prima. Bellissimo. Affermazione perentoria. Siete bravissimi. Così si fanno, alcuni titoli storytelling si fanno così. Fatevi solo questa domanda. Ecco, ora magari sto facendo per la clinica, però poi ci sono anche domande che in azienda vi fanno sempre, no? Dobbiamo scegliere il referente, no? Adolescenti, non voglio andare più a scuola. Quali sono altre cose più comuni? Prendete anche le più comuni, perché più comuni significa più numeri. Non vado d'accordo con i miei genitori. Su questo puoi farci tutto il sì, no, nel senso... Non lo dicono così, lo dicono meno. No, non so, lei rispetto al suo target deve capire come lo dicono, il suo. È un po' più terra. È un po' più, ho capito, diretto? Meno light. No, però ecco, sì, chiaro, anche lì ricordiamoci dell'equilibrio. Però quello è il tema forse. O comunque... Sì, da qui si parte poi per spiegare, cioè per far comprendere che sul non andare d'accordo, sul fare cose Ecco, il primo passaggio che dobbiamo porci è proprio questo, nel senso, se noi ci facciamo la domanda in questo modo, come il mio utente medio mi formula delle domande, abbiamo saltato tutta una serie di processi. Cioè parliamo automaticamente il linguaggio della persona, lo tariamo automaticamente sul problema. È una domanda che è utile farsi. Poi non possiamo fare tutto il sito in storytelling, però guardate che una buona quantità di articoli si può fare così. Sì, assolutamente. Sia sulle pagine Facebook che sui blog. Sì, titolo storytelling funziona bene, perché l'utente si identifica. Il mio capo è il mio ex. Bella questa. Questa già è più rara, però sì, può funzionare. sì, non è così. Ok. Va bene, l'altra parte era questa, ma l'abbiamo fatta condividendoli assieme. Ecco, vi faccio vedere qualche altro tipo di processo che funziona bene sui titoli. Ecco, ci sono 8 processi psicologici che funzionano discretamente bene su ogni titolo. Abbiamo visto lo storytelling, abbiamo visto l'uso delle parole potenti, esempi, esercizi, cause, perché, bambino, ok? Ci sono anche alcuni elementi che fanno bene, vi darò anche alcune formule, perché vi ho già detto è un passaggio creativo, ma nessuno di noi ha il tempo di stare lì 3 ore e dire qual è il prossimo titolo che devo lanciare, cioè è difficile, quindi servono anche un pochino di alcune linee guida, delle semplificazioni, però ecco, così si semplifica, si velocizza. Processi che funzionano bene sui titoli: sorpresa, domande, curiosità, uso dei negativi, uso del come fare, li vediamo, ve li sto enumerando, uso dei numeri, uso del tu, seconda persona, chi diceva seconda persona prima, è proprio questo il punto, specificità, ok? Non voglio andare più a scuola è un titolo buono, però non ha specificità. Potrei fare, se io mi occupo di questo, che faccio? Una volta che ho messo non voglio andare più a scuola, che faccio? Faccio un articolo solo sul sito? No. Quindi andrò poi a specificarlo, farò non voglio andare più a scuola, è specifico un motivo, non voglio più andare a scuola, è specifico un secondo motivo, non voglio più andare a scuola, è specifico un terzo motivo. Se faccio contenuti così bene, salirò in classifica Google alla grande. Ci posso fare anche tanti articoli sullo stesso tema, cambiando la specificità. Cioè questi 8 elementi sono, diciamo così, degli elementi
Io consiglio, sì, io consiglio questi. Allora, vi faccio questo esempio. Domanda sorpresa. Sorpresa può avere un titolo e poi una seconda parte che disconferma. In realtà la sorpresa noi possiamo utilizzarla anche all'interno dell'articolo. L'ho fatto generico, senza obiettivo, perché poi ognuno ci mette dentro quello che vuole. Questo non è un post perfetto, ma non lo sarebbe potuto essere. Questa seconda frase, vedete, crea una rottura di schema rispetto alla prima. Non è troppo lungo e crea la curiosità. Che significa? Ma non lo sarebbe potuto essere. Se uno vuole risolvere quella curiosità ci clicca. 2. Sai come creare un post perfetto? Questo titolo è abbastanza buono per 2 motivi. Usa il tu e formula la domanda. La domanda crea tante volte una necessità di dover rispondere, necessità che poi si va a esplicare cliccando sul post. Creare curiosità, gap di curiosità. I 10 ingredienti per un post perfetto. Il numero 9 è impossibile. Allora, cos'ha questo tipo di titolo? Che tipo di elementi, tra virgolette, persuasivi ha questo titolo per far sì che l'utente clicchi? Primo, l'uso di un numero, i 10. L'uso del numero è molto importante nel titolo perché dà immediatamente all'utente l'idea di che cosa ci troverà dentro. Se invece scrivo le teorie di, non si capisce quanti sono, non si capisce quali sono, non si capisce a cosa servono. Se io dico 8 modi per, sto parcellizzando, sto rendendo chiaro, l'utente sa che inizia 1 e che finisce 8. È tutto chiaro prima di entrare. Sono 23. Anche se sono 23 va bene, anche se sono 38. Pensavo numeri No, dentro la decina. I numeri grandi aiutano mediamente, però è chiaro, poi dovete metterceli, di solito 86. Che uno si rappresenta la lista lunga e magari lascia perdere. No, non è detto, non è detto, è chiaro che se li spiego tutti all'infinito è lunghissimo. Volevo far focalizzare su un'altra parola chiave, ingredienti. Ingredienti che idea vi dà, pensate sempre all'utente. Casalingo, Sì, ricetta. stai andando troppo sullo psicologico, andiamo più sul grezzo, cosa faccio con l'ingrediente? L'ingrediente è l'essenziale che ti serve a fare qualcosa. Allora, esatto. L'ingrediente è una cosa chiara che se io vado a mescolare in una certa modalità ottiene un risultato ben definito. Sì. Allora, 10 ingredienti. L'ingrediente ci dice che è esattamente tutto quello che serve, è tutto quello che serve. Io negli ingredienti ci metto tutto quello che serve. E mi dà un'idea molto meccanicistica. Metto insieme queste cose e ottengo un risultato desiderabile. Qui scrivo post perfetto, ma possiamo scrivere quello che vogliamo. L'elemento di curiosità qual è? Dire che uno degli elementi è impossibile o difficile. Perché se io dico una cosa simile, l'utente che cosa andrà a crearsi mentalmente? Cosa andrà a rappresentarsi? Io lo saprò fare? È impossibile? Vado a creare un certo meccanismo di sfida. L'utente clicca per rispondere a quella sfida. Poi c'è il negativo, c'è il come, che abbiamo visto che è potente, come creare un post perfetto, i numeri, 10 consigli per creare un post perfetto, anche questo parcellizza gli elementi, abbiamo visto bene qui, funziona bene il numero. Audience referencing è invece il far riferimento a una certa classe di utenti. Questo ci è molto utile per andare a personalizzare, per dare l'impressione di star parlando proprio a un certo gruppo di persone. 10 consigli per i post di successo di psicologia. Sto facendo riferimento a un target, lo dico nel titolo perché voglio che mi clicchi quella persona lì. Specificità, devo dichiarare l'obiettivo nel titolo e 6 passi per duplicare il traffico del tuo post. Ok, c'è un obiettivo dichiarato qui. Poi, un'altra formula dei titoli è questa, è ideata un'autrice web che si chiama Lenka Istvanova, ed è una formula che si basa su una serie di passaggi. Numero, aggettivo, parola chiave, razionale, promessa. Ad esempio, i 10 semplici passi che puoi fare oggi per essere più felici. Che puoi fare oggi è l'azione che richiediamo all'utente irrazionale per essere più felice e ovviamente la promessa all'interno. Se vado a scrivere un titolo di questo tipo, solitamente i click sono alti. Il numero mi permette di parcellizzare. Il razionale, la promessa è la parte motivante. Perché dovrei cliccare su questo post? Che cosa mi serve? Ecco, lo scrivo qui. Scusatemi i titoli molto generali, ma ci servono a capire, li metto perché
per mettere qualcosa di ovviamente desiderabile, no? Numero, aggettivo e keyword. I primi 10 passi razionali, che cosa chiedo all'utente, che puoi fare oggi. Il fatto di oggi crea un grande senso di immediatezza. Oggi, parole come oggi, ora, danno senso di immediatezza e aumentano il click. E poi la motivante per essere più felice. Ok. Un'altra regola che vi suggerisco per i titoli è questa. Vi do questa regola, che è una regola che contiene 5 punti base, non devono essere cercati ossessivamente tutti e 5 per ogni titolo, ma è una buona traccia di azione. I titoli sono specificità, devo essere chiaro. Non in tutti i casi questa cosa è buona, ricordiamoci, più siamo specifici, più siamo precisi a identificare proprio quelle persone del nostro target, più siamo ampi, più visite facciamo. Un titolo "non voglio andare più a scuola" può fare tantissime visite, è chiaro che saranno eterogenee, è ovvio. Specificità, aiuto, chiediamoci perché l'utente dovrebbe cliccare nel nostro post. Il click nel nostro post è un po' come se ci fosse un contratto psicologico, no? Perché l'utente dovrebbe cliccare? Mi sta dando del suo tempo in cambio e io in cambio gli do delle informazioni. Lui mi dà il suo tempo, io gli do delle informazioni e si vede se questo incontro va bene. Perché l'utente dovrebbe cliccarmi sul mio post? Chiediamocelo sempre. Immediatezza. Senso di immediatezza significa chiarezza, quindi indicare quanti elementi ci sono nel post, i 5 modi per. Indicare quanto tempo ci vuole a leggerlo. Indicare quanto tempo ci vuole a fare una certa cosa, dà molto senso di concretezza. Inoltre elementi come ora, oggi, creano un grande senso di immediatezza temporale. Quindi nell'immediatezza io ci metto i numeri, ma ci metto anche i tempi. Ok? Novità, è chiaro che l'articolo sull'ansia è quello che fa più visite, però quanti ne abbiamo visti, no? L'ansia classica, ho visti 3000. Grado di intrattenimento, quindi i migliori 5 minuti, senso di immediatezza, che spenderai oggi, intrattenimento, i nuovi consigli, novità, nuovi, parola nuovi, dello psicologo, specificità su come ottenere più follower o su come ottenere più X. Vedete, ci sono tutti gli elementi, l'immediatezza, 5 minuti, gli sto già dicendo, clicchi, e devo mantenere la promessa poi che saranno 5 minuti, intrattenimento, novità, nuovi consigli, dello psicologo, specificità su come fare X, aiuto. Questo ce lo devo mettere perché l'utente deve avere una motivante per cliccarci. Detto questo, allora, vi faccio vedere, ci sono tantissimi altri titoli e altre regole. Vi voglio far vedere solo alcuni punti fondamentali sul quando postare. Ci sono delle regole sul quando postare. Faccio vedere cosa ci dice la statistica. Il miglior giorno per andare a postare e rendere evidenti degli elementi sembra essere il giovedì. Questo ci dice la statistica generale. Ricordiamoci però sempre che i nostri utenti potrebbero funzionare diversamente, ok? Potrebbero avere abitudini diverse, quindi bisogna sempre andare a misurare le statistiche del proprio sito per definirlo. Comunque vi dico quelle di massima perché il discorso è più complesso. Il giorno in cui è meglio inviare post virali è il sabato, perché? Ha più tempo. Esatto, perché se non ho tempo. E qui il sabato è molto interessante, vedete il grafico cosa ci dice sulle condivisioni, molto alto. Poi vi dico altre 2 o 3 cose sulle email. Il miglior giorno per fare offerte. Ora lo faccio vedere. Ecco, queste sono le statistiche di Facebook. Queste sono le statistiche per la vendita da business a business. Voglio vendere la consulenza per aziende, non fa una grande differenza. Business to business, consulente ad azienda. Da business a consumatore Facebook vedete che l'utente acquista più cose nel weekend. Per quale motivo? Stesso di prima. Per cui vedete che se devo fare un'offerta di vendita, se devo scegliere un giorno o programmare un post perché non ho il tempo di farlo, lo lancio il sabato. Rispetto all'ora, non so, sto lavorando, non ho il tempo di stare dietro su Facebook, ma voglio mandare il post proprio a quell'ora in cui i visitatori ci sono di più,
Regola 1, vedo cosa succede mediamente nel mio sito, che potrebbe avere regole personali, però mediamente le 5 del pomeriggio funzionano molto bene. Abbiamo già visto che la formalità totale non serve. Questo significa che l'utente è poco impegnato, tenderà a dare feedback gratuiti, ma tenderà anche a fare richieste di vario tipo. Dobbiamo essere abili a convogliarle tutte in una richiesta di tipo professionale. C'è una richiesta normale che è quella di vorrei fissare un appuntamento, che va molto bene, è corretta, si fissa l'appuntamento, si affrontano certi temi in terapia. Tanti altri potrebbero fare richieste di questo tipo. Volevo solo un consiglio. Volevo solamente sapere se la mia autodiagnosi è corretta. Vorrei sapere se l'autodiagnosi di mio marito è corretta. Fammi una diagnosi tu online. Vorrei solamente parlare in chat. Richieste diffusissime, fate molta attenzione a tutte queste cose perché chiaramente non è questo il modo adeguato. Dovete sempre spostare queste cose qui su vorrei fissare un appuntamento sull'invio a un consulente. A volte c'è la tendenza a rispondere all'educazione, ma può essere molto pericoloso. Ho sentito delle storie, delle richieste completamente fuori luogo, quindi i social hanno chiaramente tutta una serie di difficoltà. Quindi queste si trasformano nell'invio a un collega, a un altro professionista, alla propria consulenza, a un incontro di gruppo, vanno sempre trasformate. Ciò che abbiamo visto oggi è questo, le caratteristiche di un post, i 3 motori, mi piace, commenti, condivisioni, e poi che cosa succede dopo, quanti click ottengo, i messaggi, i commenti e quante consulenze mi arrivano. Questo è in breve, c'è tanto altro, chiunque chiedetemi pure. Nel frattempo grazie per aver partecipato a questo corso. Grazie.